Buongiorno, buongiorno. Sono partita questa mattina con questo filmato, con questo video, perché non se ne può più. Allora, dal 2024 le macchine, quelle nuove che usciranno, devono avere dei dispositivi di sicurezza molto importanti, telecamere, di tutto e di più. Io non riesco a capire, nonostante i morti che ci sono stati in questi mesi con le motociclette, visto che la tecnologia ha messo a punto questo sistema di salvezza, uno di questi l'abbiamo visto, ce ne sono tantissimi, non mettono l'obbligatorietà alle moto a mettere l'airbag. Cioè io proprio non riesco a capire dove vogliono parare. Sono state raccolte firme con le associazioni italiane, familiari vittime della strada, con i cittadini, ci siamo mossi tutti. Dall'Europa è arrivato il messaggio: ma in questo momento non è una priorità per noi. Cioè, ma vi rendete conto le risposte che danno? Perché le armi sono una priorità, quelle sì. Pensate a queste famiglie, guardate che sono tantissime, anche se qualcuno dice ma sono diminuiti gli incidenti, cioè ne senti tutti i colori, ognuno va per la sua strada. Ma io dico, ma vi rendete conto? Adesso in qualche maniera raggiungeremo anche la Meloni, Giorgia Meloni. Io sono Giorgia, sono una di voi, visto che è anche una mamma. Ieri abbiamo sentito mettetevi anche politici dalle altre parti, come ha detto il Don ieri, per capire l'importanza di portare questi strumenti che abbiamo a disposizione a far sì che le persone ne muoiano meno, perché ci sono, per carità, non salveranno tutte le vite, ma più di qualcuno se ne sarebbe salvato. Chiederò appunto anche a questi presidenti, direttori della CIA, della Coldiretti, non so più cosa faremo, ma politici, volete dare risposte anche sulla sicurezza della vita? Visto che si può fare. Adesso ci sarà una 3 giorni a Lignano con tutti i motociclisti del mondo, stiamo cercando di collare, ma cosa vuoi che raccogliamo firme che dopo le cestine non le buttano da un'altra parte? Vediamo se siamo riusciti a collegarci con l'avvocato Rodolfo Nesci, consulente giuridico Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada da Messina, per parlare di questo, ma saluto anche il direttore della CIA Veneto Maurizio Antonini. Grazie direttore di essere qui, veramente la ringrazio. Grazie a lei, grazie dell'invito. La ringrazio molto. Allora sentiamo, visto che non riusciamo ad averlo come ospite visivo, no, capite bene come siamo messi in Italia? Capite bene che non siamo neppure collegarci tra di noi perché non abbiamo ancora la fibra dappertutto, la connessione, ma vi rendete conto come siamo presi? Vabbè, andiamo avanti. Avvocato, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, avvocato, cosa mi dice? Come smuovere l'Europa, ma soprattutto anche l'Italia, la politica italiana, per cercare di capire che devono intervenire su questi morti assurdi, ragazzini, ragazzi, persone che perdono la vita perché non hanno questi strumenti che dovrebbero essere obbligatori. Come vede la situazione del suo importante osservatorio, avvocato? Purtroppo non è una situazione felice, specie in questo periodo, perché i paesi europei in questo momento sono impegnati a giocare i soldatini e hanno in teoria problematiche più importanti, per cui abbiamo potuto registrare che al di là di un interesse puramente formale, sostanzialmente non c'è stato niente nei vari tentativi che abbiamo fatto. Ma comunque è un argomento questo importante, fondamentale, perché non è possibile che ogni anno in Italia ci sono quasi 1000 vittime motociclisti sulla strada. E la cosa assurda è che un dispositivo di sicurezza che sicuramente salva la vita ha un costo relativamente basso, perché un airbag portatile, un giubbotto portatile, e li hanno fatti anche molto leggeri tra l'altro, costa meno di 300 euro. Costa meno di 300 euro. Quindi purtroppo siamo alle solite. Se non si riesce a renderlo obbligatorio, almeno contiamo sul buon senso della gente, sul buon senso del motociclista, che quando si mette alla guida della moto mette il casco e mette anche il giubbotto.
Purtroppo noi abbiamo un obiettivo, cioè l'obiettivo è quello di salvaguardare le vite umane. Se non riusciamo a farlo attraverso le istituzioni, almeno facciamolo attraverso la sensibilità della gente. Avvocato, Però, ripeto, è anche vero quello che lei dice, però è anche vero che siamo un popolo, quasi tutti, che si fanno le regole da soli. Basta vedere come certo, guidano quando certo. escono la mattina, ognuno si fa le proprie regole, nonostante la segnaletica, nonostante quello che c'è, chi se ne frega, io mi faccio le mie regole. Capisce io perché non noi sarei vogliamo così l'obbligatorietà? pessimista. Perché in Italia, se no, non vai da nessuna parte, non c'è niente da fare. Vediamo anche con le cinture di sicurezza, quelle posteriori, non se le mette nessuno. Non se ne mette nessuno, Certo. ma vogliamo parlarne, vogliamo far finta sempre di niente. Poi quando capita a qualcuno, però capisci cosa vuol dire non vedere più tuo figlio, tuo marito, tuo fratello, ritornare a casa, non vederlo più. Capisci che lei vive in un'isola, ecco, e adesso si parla del ponte dello Stretto, si parla della pista da bob, di Olimpiadi. Ma della sicurezza del cittadino, ma se ne parla? Io vorrei chiedere anche, poi ritorno da lei avvocato, dal direttore della CIA Antonini, Maurizio, di cosa si parla? Ma si parla che la gente ha pochi soldi in tasca e non riesce più a fare la spesa? Abbiamo sentito Federconsumatori ieri, si parla che la gente con quei stipendi che abbiamo, i più bassi d'Europa e le pensioni non ne possono più, ne parliamo noi, ma interessa a qualcuno, i nostri parlamentari super pagati? Loro sanno solo rinforzarsi le scorte perché hanno paura, per noi le scorte non ci sono mai. Come vede la situazione, direttore? Beh, guardi, la situazione è una situazione di grossa difficoltà, i dati Istat lo dimostrano. Oggi sempre di più le famiglie, i nostri concittadini vivono in una situazione di quasi povertà e quindi una fascia molto debole della nostra società. E vede, oggi questa debolezza la si concretizza soprattutto sulle categorie più fragili, sugli anziani, sulle persone che hanno bisogno anche di assistenza sanitaria, e quindi noi su quello oggi dobbiamo intervenire. E quindi penso che questo in cui lei pone la questione della redditività, soprattutto per quanto riguarda queste fasce, noi dobbiamo intervenire in maniera importante, non solo con politiche nazionali, ma anche con politiche regionali. Sarà quello che noi chiederemo ovviamente ai prossimi candidati consiglieri, ai prossimi candidati presidenti della regione, per concretizzare un piano anche regionale che va nella direzione della contribuzione per questi nostri cittadini, per questa nostra comunità, che ha bisogno di dare risposte concrete, sia per quanto riguarda la sanità, ma soprattutto anche per quanto riguarda l'alimentazione, perché poi l'altro aspetto importante è nel momento in cui io non ho i soldi per andarmi a curare e non ho i soldi per approvvigionarmi di quel cibo sano e corretto che noi troviamo nei nostri supermercati. Quindi ecco, questa è una gravità importante e dobbiamo far squadra su questo e cercare di contribuire tutti su questa situazione di difficoltà. Direttore, non è il caso anche, visto che adesso avete delle armi importanti in mano, perché come dice lei, noi ci confronteremo con i futuri presidenti della regione, con i futuri assessori, consiglieri, per capire dove vogliono andare a parare. Non è il caso anche di discutere, di rivedere le filiere, perché io vedo che alla fine quello che guadagna è l'ultimo della filiera, l'anello ultimo. Ma quando io inizio dal primo, io vado a trovare anche questi agricoltori, sono anche molte volte ragazzi giovani, guardi, che aiutano le famiglie che non conoscono la domenica, il sabato, le ferie, stanno sempre lavorando, adesso stanno seminando i radicoli, hanno già seminato, cioè, questi sono veramente da premiare, ma alla fine sono quelli che guadagnano meno di tutti. Perché c'è una filiera, a mio avviso, sa direttore, ma me lo spieghi lei, io ho cercato anche di approfondire, ma poi cado sempre che quello che guadagna sono gli ultimi due anelli della catena e che paga le conseguenze è il consumatore alla fine, perché trova dei prezzi veramente, ormai si dice ormai quasi tutte le mattine che andare dal fruttivendolo è come andare dall'orefice, ecco, per prendere qualcosa minimo 50 euro, 60, ma poi arrivi a 2 o 3 giorni. Cosa sta succedendo? Cos'è da rivedere veramente? Prego, direttore. Beh, guardi, noi nel Veneto purtroppo non abbiamo nessuna associazione di prodotto, l'EOP, che in qualche maniera
trovavano soluzione per quanto riguarda la filiera, trovavano la soluzione per quanto riguarda mettere insieme gli agricoltori. E quindi ecco, una delle politiche che la Regione Veneto dovrà fare è quella della costituzione delle associazioni OP che danno la possibilità agli agricoltori di mettersi insieme e di valorizzare il proprio prodotto. Oggi quello che dice lei, noi lo continuiamo a dire, non solo noi di CIA, ma anche le altre organizzazioni, che l'anello debole o comunque in difficoltà è il primo anello, che sono gli agricoltori. Guardi, fatto 100 del valore finale, solo il 13% va agli agricoltori. Questo è intollerabile, e soprattutto è intollerabile un altro elemento importante, che è la qualità del prodotto. Noi siamo ovviamente e correttamente molto attenti alla produzione del prodotto, all'utilizzo dei fitosanitari, all'utilizzo dei prodotti anticritogamici, per dare salubrità del nostro prodotto e per dare qualità del nostro prodotto. Molti prodotti che vengono importati da altri stati non europei e extraeuropei invece non hanno questi standard, e quindi noi chiediamo con determinazione che nel momento in cui si fanno gli accordi commerciali, questi accordi diano la risposta corretta all'importazione di prodotti, e quindi la reciprocità è l'altro aspetto importante. I prodotti che noi importiamo devono essere prodotti con le stesse caratteristiche che noi abbiamo nelle nostre pianure venete, nelle nostre pianure italiane, e questo è l'altro aspetto determinante. Questo si chiama pratiche sleali. Ci sono, dobbiamo intervenire, la comunità europea deve intervenire, ma deve intervenire anche lo Stato italiano. Quindi per cercare di valorizzare il nostro prodotto dobbiamo sicuramente fare filiera. E guardi, l'altro aspetto importante che va sempre detto e ripetuto in maniera e sottolineato è il fatto che i nostri agricoltori non solo producono un prodotto, ma sono anche autori di un territorio, di un paesaggio, di un ambiente, e quindi anche questo è l'altro aspetto importante che noi dobbiamo sempre sottolineare. Quindi nel momento in cui io vendo un prodotto, vendo anche il territorio, e quindi su questo l'agricoltura e gli agricoltori quotidianamente danno la possibilità anche al turismo, nel momento in cui ci sono la possibilità di girare le nostre campagne, di girare i nostri paesaggi veneti. Questo è merito anche dei nostri, soprattutto anche dei nostri agricoltori, che fanno trovare a tutti un bellissimo paesaggio, una bellissima attività agricola. Senta direttore, mi vuole spiegare anche cos'è successo? Perché non è che si risolva adesso il problema, ormai penso che sto Made in Italy doveva essere tutelato molto prima. Questi prodotti autoctoni che avevamo, che sono spariti, qualcuno forse riesce a prenderne qualcosa da nord a sud, da est, ma qualcuno riesce a trovare. Noi abbiamo i migliori formaggi del mondo, io lo dico perché per me è vero, però le cagliate le dobbiamo prenderle in Germania, sono là che le prendiamo. Cosa è successo nel tempo, nel silenzio anche dell'opinione pubblica? Ma chi è che sa queste cose? Chi è che le spiega? Certo che abbiamo i migliori formaggi, ma le cagliate andiamo a prenderle in Germania. Ma perché a noi non viene mai spiegato niente di quello che è l'evoluzione anche della politica, di queste commissioni, di quello che fanno, di quello che decidono? Ma vuoi vedere che dobbiamo sempre andare all'estero ormai a prendere tutto, ed eravamo il paese, ma il paese più creativo, con i prodotti migliori, tanto è vero che ancora vengono per mangiare bene in Italia, la enogastronomia va alla grande. Ma cos'è successo, direttore, in tutti questi anni? Mi scusi se lo dico, anche nel silenzio delle associazioni, dei sindacati che si occupavano di questo. Cos'è successo? Perché le cagliate sono andate a finire in Germania? Prego, direttore. Beh, guardi, su questo noi apriamo una porta molto importante, che è quella della valorizzazione del nostro prodotto, ma guardi, su questo la parola si chiama etichettatura. Noi la chiediamo con determinazione a livello europeo che sia fatta in maniera obbligatoria. I consumatori devono sapere che nel momento in cui vanno a prendere un formaggio, nel momento in cui vanno a prendere un prodotto nel supermercato, devono sapere da dove proviene e da chi è fatto. Oggi questo non succede, quindi noi abbiamo necessità che ci sia un'etichettatura chiara e concreta, in cui ci sia la valorizzazione dei nostri prodotti. Lo ha detto lei, noi siamo la regione in cui produciamo più latte, siamo la regione in cui abbiamo tantissime DOP, tantissimi IGP, quindi
prodotti di alta qualità, i nostri agricoltori hanno la necessità di valorizzare tutto quanto questo, ma non solo gli agricoltori hanno necessità di valorizzare questo, vi è necessità della valorizzazione anche nel momento in cui ci sia la vendita, e quindi gli consumatori devono sapere con l'etichettatura obbligatoria, e noi la chiediamo con forza questo, dove viene quel prodotto, e quindi la parola è etichettatura. Scusi direttore, ma io ho un ricordo, non so se ricordo male, che la Regione aveva iniziato a fare i colori con le etichette per capire il prodotto. Si ricorda, direttore? Passati qualche anno, dove mi ricordo che avevo anche gli ospiti qua con i colori, ci collegavamo anche con qualche assessore della Regione. Ma dove è sparita tutta questa roba? Ma cosa hanno fatto? Cosa è successo, direttore? Visto che sembrava che ormai tutto fosse a posto, ogni prodotto aveva il colore che capiva la provenienza. Dov'è finita tutta sta roba, direttore? Appunto bisogna chiederlo a chi ha iniziato quel percorso. Noi chiediamo che non ci siano tanti colori che determinano la valorizzazione del prodotto, ma ci sia l'indicazione chiara da dove viene quel prodotto, l'indicazione chiara di chi fa quel prodotto, perché le nostre aziende, i nostri agricoltori sono quotidianamente nel territorio, e il consumatore deve sapere che nel momento in cui va a prendere una forma di formaggio di casatella trevigiana, qual è l'azienda che lo produce, come è stato prodotto e da dove proviene quel latte, perché questo è l'altro aspetto importante, ma questo è all'interno dell'etichettatura. E poi chiaramente noi dobbiamo mettere insieme i consumatori e la valorizzazione dei nostri prodotti, perché sia la possibilità che i consumatori comprano il prodotto italiano e soprattutto anche il nostro prodotto veneto, che è uno dei migliori del mondo. Grazie, grazie direttore. Io direi anche a casa di stare attenti alle persone che invito al mattino. Sono dei professionisti, sentite anche questa mattina con quanta chiarezza il direttore della CIA sta cercando di spiegare. Il problema è che non siete ascoltati, direttore, è là il problema grande, non siete ascoltati. Ci sono queste commissioni alle quali anche voi partecipate, ma alla fine se lei ci dice, se sappiamo qualcosa di quello che ha deciso la commissione, con a volte seduti su poltrone persone che non c'entrano niente della commissione che discute di quel tema, di quella proposta e la valorizzazione di quel territorio, se non c'è la meritocrazia su quello che si discute è inutile neanche discutere. Pensi che ho avuto una responsabile dei satelliti, un'avvocata fantastica, ha detto: guardi Mirella, una donna, io delle volte mi siedo a questi tavoli e dico ma sti qua capiscono di quello che sto parlando, ma sono nel pezzo o non vengono dalla luna, perché lo saprei forse, ma da dove? Cioè non riesco neanche a capire di cosa si discute. Capisce, direttore, che ormai la politica deve capire che abbiamo bisogno di meritocrazia, di persone per bene, di persone che abbiano l'etica, che abbiano studiato, che sanno veramente di cosa si parla nel momento che prendono queste poltrone, o sbaglio, direttore? No, ma lei non sbaglia, lei ha colto nel segno la questione. Ma guardi, il problema non è solo in Italia, è a livello comunitario. Oggi se c'è una difezione sull'Europa in qualche parte, si è appunto perché non c'è la giusta comunicazione, non si sa cosa si sta facendo in Europa, non si sa a volte cosa si sta facendo a livello nazionale e non si sa cosa si sta facendo a livello comunicativo anche a livello veneto. Quindi noi oggi dobbiamo cercare di implementare e valorizzare la comunicazione, perché molti politici, e per fortuna nel Veneto ne abbiamo diversi e bravissimi, devono però comunicare di più, devono andare nel territorio, devono far capire che tipo di politica oggi intendono svolgere, che tipo di risposte concrete si dà alle persone e alle società, soprattutto a quelle figure più fragili. Dobbiamo dare risposte concrete ai consumatori, dobbiamo dare risposte concrete a tutti i settori, compreso ovviamente quello agricolo. Molto spesso invece questo non viene fatto e quindi dobbiamo ritornare nei territori e dare comunicazione nei territori dell'attività che viene fatta sia a livello regionale, quindi territoriale, ma anche a livello nazionale e europeo. Allora, per quanto riguarda tantissimi politici, questo sì, sono d'accordo, anche veneti. Sui bravissimi non sono d'accordo, ce ne sono di molto preparati, è vero,
molto, ma di bravissimi andrei molto calma, perché se avessimo avuto i politici molti bravissimi non saremmo in queste condizioni, perché va male tutto, direttore, va male tutto. Non c'è un settore che io tocco tutte le mattine, dal lunedì al sabato, con vari ospiti, che mi dicono questo settore va bene. Rare mosche bianche sento questo. Non parlare di piccoli e medi artigiani, non parliamo di questi, perché veramente sono con le mani nei capelli, ci mancavano i dazi, ma qualcuno spiega poco, spiega male, a casa non riescono a capire. Invece io penso, direttore, siccome paghiamo tutte le tasse, almeno quelli che conosco io e quasi tutti quelli che ci sentono, specialmente quelli a reddito fisso o i pensionati, io pretenderei che questi politici invece dicessero quello che fanno, perché lei parla dell'Europa, ma noi abbiamo i nostri politici in Europa. Cioè noi diamo sempre la colpa all'Europa come fossero degli extraterrestri, ma in Europa ci sono i nostri politici super pagati e non sappiamo mai e poi mai cosa fanno. Ma non sono soli, voi dovreste vedere che studi e quanto personale hanno a disposizione o si portano. Cioè, ma volete capire che vi paghiamo e abbiamo il diritto di sapere cosa decidete, cosa firmate, perché firmate anche voi, Guardate che firmate anche voi, noi non sappiamo, ma è colpa dell'Europa. E noi chi siamo? No, non ci siamo. Vede, direttore, bisogna iniziare a fare chiarezza e trasparenza. Io sono stanca, lei lo sa, io ho un banco solidale. Lo dico, ho gli orti sociali, cerco di dare il mio contributo con un mondo del volontariato enorme, però guardi che adesso, pensate che adesso controlleranno il terzo settore, noi verremo controllati, arriveranno nei nostri banchi alimentari, ci controlleranno, io sarò il responsabile di tutto e come non lo facessi già, ma capite dove vanno a parare? Controlleranno il terzo settore. Io spero che passino le elezioni, direttore, che qualcuno venga qua e che mi dica dove vogliono parare, perché se questo territorio, questa Italia va bene, merito l'80% del mondo del volontariato che sta mettendo le pezze dappertutto per cercare di aiutare i sindaci, i vari amministratori, il paese a rialzarsi a costi zero, perché la maggioranza è volontariato puro, capisce che non ci sto più, io ho il coraggio di dirle queste cose. Pensate, l'avvocato Pavanetto ieri, ma era una trasmissione molto breve, era l'ultimo, doveva parlare proprio di questo, era sconcertato, controlleranno il terzo settore, dove ci sono veramente dei controlli da fare che sono veramente necessari. Noi andiamo, è meglio che andiamo. Avvocato Nesci, cosa ci dice? Ecco i controlli dove avverranno invece di fare i controlli dove servono. Ecco, non so se lei la sapeva questa cosa, l'ho detta in diretta, visto che ho anche tutto il manuale che mi ha lasciato l'avvocato Pavanetto ieri mattina, ma lo inviterò ancora, ne riparleremo, voglio vedere come si muovono prima nel silenzio totale, perché se non lo diceva l'avvocato nessuno sapeva niente di sta cosa. Avvocato, prego. Sì, già aveva accennato un'altra volta, in altre occasioni, di questo controllo del terzo settore, non considerando appunto quello che ha appena detto, la volontarietà e la gratuità di questa partecipazione. Certo, purtroppo noi abbiamo una comunità europea che dovrebbe tutelare i paesi europei e dovrebbe tutelare anche i prodotti europei. Noi in Italia possiamo vantarci di avere dei prodotti d'eccellenza. Il problema è che spesso si cede a dei ricatti internazionali, si cede al ricatto dell'America o del Canada, in particolare dell'America, che ci impone i suoi prodotti che non hanno gli stessi controlli, sono prodotti che appunto dove si fa un uso indiscriminato di antibiotici, di prodotti che fanno male alla salute. E alla fine dimentichiamo quello che è un obiettivo che per noi è fondamentale, la tutela della vita umana che va fatta anche con un controllo approfondito, capillare dei prodotti. Bisogna vietare e non cedere ai ricatti degli Stati Uniti, per esempio,
vietare l'introduzione per esempio del grano prodotto in paesi dove non vengono osservate le norme che noi abbiamo. Invece no, purtroppo il grano in Italia non si può più produrre e siamo obbligati a importarlo dall'estero e così non va bene. E qui appunto come dicevate voi dovremmo avere dei bravi politici che si fanno imporre, ma questo purtroppo non c'è, purtroppo non avviene. Allora, un'altra cosa che volevo sentire, Avvocato Nesci, ecco, come si vive questa situazione in un'isola? Ecco, questo rapporto anche molto difficile, arrivare nel continente, e come vede lei la situazione del ponte di Messina? Perché sarà se si farà, se non si farà, noi lo paghiamo già da tanti anni, nessuno lo dice, abbiamo un pagamento virtuale su un punto virtuale, ma viene pagato anche questo. Ce ne dice qualcosa lei che vive in Sicilia? Come vedete la situazione? Allora, c'è un problema, che è un problema della continuità territoriale, e questo è un dato obiettivo, cioè non è possibile che due città che distano 3 chilometri non possono essere in qualche modo collegate. È un problema che in qualche modo va risolto. Se la soluzione è il ponte, ben venga il ponte. Se vi sono soluzioni alternative, ben vengano soluzioni alternative. Ma in questo momento non è possibile che io per fare 3 chilometri andata e ritorno spenda più di 80 euro. Cioè lei si rende conto è vergognoso, cioè chi avrebbe dovuto tutelare il territorio ha cercato soltanto di guadagnare su questo. Ora io non concepisco la problematica del ponte di Messina quando diventa una problematica politica, cioè c'è una parte della politica che non lo vuole, un altro che lo vuole. No, io lo capisco quando mi si dice non si può fare per motivi tecnici, ma quando mi si dice non lo si può fare per motivi politici non va bene. C'è un problema di fondo che va risolto. Lei sa benissimo che i mezzi, la comunicazione, le strade, le autostrade, la ferrovia sono fondamentali per lo sviluppo di un territorio. Non so se voi avete avuto modo di scendere in Sicilia, c'è il Frecciarossa che anche se nell'ultimo tratto va ad una velocità molto più bassa, arriva a Villa San Giovanni, dopodiché si scende e si passa da un paese avanzato, si passa così in maniera traumatica a un paese del terzo mondo. È assurda questa cosa, cioè si vede chiara e netta la distinzione. Per arrivare da Messina a Palermo, che sono 180 km, quasi 200 km, ci vogliono 4 ore di treno. Cioè, vanno risolte queste problematiche, perché se non si risolvono queste problematiche non ci potrà mai essere sviluppo. Sono problemi che sono tra di loro interconnessi. Parlavamo poco fa della produzione. Messina era il granaio d'Italia, ci sono delle valli bellissime dove si produceva il migliore grano del mondo. Non si può più produrre, l'unica produzione che ci può essere qui sono le piccole produzioni dei grani antichi, artigianali, basta, il grano non si può più produrre perché siamo obbligati a importarlo dall'estero. Sentiamo, grazie veramente Avvocato anche per essere molto preparato anche su questo tema, non avevo dubbi, infatti l'ho messo assieme al direttore della CIA per capire come commenta le parole dell'Avvocato Nesci, soprattutto capire che forse questa mobilità va rivista. Noi siamo un paese pieno di porti, pensate, abbiamo acqua dappertutto, porti che funzionavano una volta, erano meravigliosi, le ferrovie, abbiamo giustamente, come dice l'Avvocato, il Frecciarossa, ma abbiamo un binario unico. Avvocato, vogliamo parlarne? A un certo punto c'è solo un binario unico. Allora, direttore, anche questi prodotti meravigliosi che ci sono al sud, che noi non vediamo mai, però vediamo quelli che arrivano da molto, molto più lontano, sarebbe il caso di dire anche alla politica di cercare anche di capire che forse è giusto capire anche i prodotti italiani, visto che siamo italiani, chi produce, cosa produce, saranno anche nicchie, saranno anche pochi, ma noi mangiamo dell'uva, della frutta incredibile che viene da lontanissimo. I prodotti siciliani chi li vede mai? Direttore.
Sì, è una delle politiche che noi dobbiamo intensificare questo. I prodotti italiani devono essere per prima consumati in Italia. Oggi per il consumo in Italia dobbiamo creare le filiere, dobbiamo creare quelle situazioni in cui ci sia la possibilità che i nostri prodotti siano venduti nei nostri scaffali, nei nostri supermercati. A volte questo non succede, noi dobbiamo intervenire su questo. Le infrastrutture sono importantissime, il prodotto dalla Basilicata, dalla Campania, dalla Calabria deve venire su nel nord in tempo ragionevolmente breve per dare la possibilità della freschezza e la qualità del prodotto, però su questo dobbiamo creare l'organizzazione e quindi la catena per quanto riguarda la vendita. E quindi ecco, su questo quello che dicevo dinanzi relativamente alla questione della riorganizzazione delle filiere, la possibilità oggi soprattutto per i prodotti veneti dell'organizzazione delle associazioni di prodotto, penso che sia una risposta concreta che noi dobbiamo dare al territorio e dobbiamo dare agli agricoltori. Grazie direttore anche per l'impegno che ci state mettendo, perché prima o poi ne verremo fuori, così non è che possiamo continuare all'infinito e stare zitti, non parlare, far finta di niente. Devono anche renderci conto del lavoro che viene fatto dal politico che noi abbiamo delegato per portare fuori da questo tunnel, questo paese meraviglioso che tutti ci invidiano con la creatività, con tutto il ben di Dio che abbiamo. Vengono da paesi lontanissimi per visitarci e noi siamo qua che ci guardiamo, non sappiamo dove andare, cosa fare, siamo imbalsamati ormai, lo dico tutte le mattine, ci hanno imbalsamato. Allora andiamo a vedere anche questo controllo, andiamo a vedere questi dazi sull'agricoltura e noi ne parleremo con i nostri ospiti. Fino a qualche giorno fa non sapere se 30, 50 o addirittura 200 ci metteva in un'ansia incredibile. Oggi sappiamo che sono 20. 20 è comunque un dazio importante. Come dice il presidente Mattarella, lo ripeto sempre, i dazi fanno male a tutti. È l'ora di fare i conti tra i filari del Prosecco, dove il cigno nero dei dazi ha volteggiato per settimane. Adesso una percentuale c'è e i produttori alla vigilia del Vinitaly fanno simulazioni. Franco Adami è il presidente del Consorzio Conegliano Valdobbiadene Prosecco di OCG, arrivato a esportare negli USA circa 3.600.000 bottiglie. Al 20% diciamo che potremo aspettarci nei primi periodi un calo che può essere 10-15%, ma questo lo diciamo solo sulla base di una stima sintetica che abbiamo in testa. Calcolare il peso di un dazio, avverte Adami, non è matematica pura, molto dipende dalla filiera distributiva, di certo qualcosa cambierà per il consumatore americano. Un Conegliano Valdobbiadene allo scaffale, come si suol dire in termine tecnico, per un cliente americano oggi può essere tra i 18 e i 24 dollari, potrebbe andare tra i 21 e i 27. Bisogna a questo punto capire se e quanto di fronte al rincaro il cliente USA sia disposto a rinunciare a un brindisi con il Conegliano Valdobbiadene. Cosa bevo al posto di Conegliano Valdobbiadene? Cosa bevo, per dirla alla grande, al posto di un prosecco? Abbiamo delle caratteristiche nei vini che non sono imitabili. Di nicchia ma comunque di peso anche il mercato delle grappe e dei distillati. Castagnera Vazzola è uno dei nomi più altisonanti. Il mercato statunitense, conferma il patron, incide per il 3%. Siamo preoccupati quindi non tanto perché perdiamo volumi, ma quanto perché alcuni progetti che avevamo avviati nel 2024 proprio per incrementare le vendite, ma anche per lanciare prodotti nuovi che presenteremo a Vinitaly tra qualche giorno, è che questi progetti si sono fermati aspettando chiaramente che Trump ieri sera decidesse cosa fare. Tra i nuovi prodotti anche quelli dealcolati, ma al di là delle strategie aziendali resta una considerazione generale anche sul ruolo dell'Europa. Bisogna dare soldi per spenderli ai dipendenti, agli impiegati, agli operai, perché solo così possiamo uscire. L'Europa deve finire di avere una politica recessiva, penalizzando chiaramente anche le importazioni da altri paesi. Io credo che questo sia il messaggio che ha dato Trump, è fatto in maniera esagerata, forse fatta in una maniera anche non giusta, però dico stiamo attenti che a proteggere troppo i debiti rispetto alla crescita siamo diventati tutti più poveri. Allora, direttore, come commenta questo servizio, i dazi, cosa vedete? È ancora presto per parlare? Prego.
Assolutamente sì, è ancora presto per parlare perché l'impatto lo vedremo fra qualche mese complessivo. Oggi si può dire che a livello nazionale abbiamo già una riduzione delle esportazioni per quanto riguarda in America di quasi 600 milioni di euro e quindi già un importo importante. Negli ultimi anni in America avevamo grosse esportazioni, soprattutto di prodotti di qualità, ma soprattutto anche del settore vitivinicolo. Noi nel Veneto, oltre al Prosecco, abbiamo anche molti rossi e quindi tutta quella parte della qualità del nostro Amarone, prodotti di nicchia importanti che abbiamo nel Veneto oggi sono in difficoltà. La riduzione è abbastanza importante. Vede, allora su questo, come è già stato detto più volte e in più tavoli, si deve intervenire. Cioè, se noi oggi abbiamo dei settori in cui i dazi provocano un danno o comunque un decremento importante del 20-25% del valore finale, ecco, in questo caso qua la politica nazionale deve intervenire su quei settori in cui c'è questa difficoltà e quindi deve intervenire con un sistema contributivo per dare la possibilità alle aziende di mantenere lo status quo per quanto riguarda la redditività, perché il rischio è che riduciamo la redditività e quindi nel momento in cui si riduce la redditività le aziende poi avranno difficoltà nell'inserimento in mercato. Oggi i consorzi, come ha visto e come è stato detto anche in parte nel servizio, stanno cercando altre soluzioni, ma guardi, quando nel momento in cui diciamo sì, ma bisogna diversificare, bisogna andare su altri paesi per la vendita, sì, tutto vero, però si deve andare su quei paesi che hanno anche un certo tipo di redditività, perché se io vado su paesi in cui la redditività è minore, i nostri prodotti che hanno un costo elevato, ma perché hanno una qualità elevata, sono difficili di proporli. Però ecco, su questo noi dobbiamo intervenire in maniera corretta e concreta per quanto riguarda questa difficoltà che oggi noi stiamo subendo. Il settore agroalimentare è quello che ne subisce in più insieme anche alla meccanica. Sa che questo discorso, direttore Antonini, me l'ha fatto anche un'artigiana. Io sì produco le scarpe belle di qualità, ma come faccio a esportarle su paesi che non hanno neppure i soldi da mangiare? Chi è che compra le mie scarpe? Ma di cosa stiamo parlando? Diceva questa donna che veramente ce la sta mettendo tutta per rimanere a galla, per sopravvivere. Pubblicità. In passato Massimiliano Chiarellotto, coinvolto in un altro paio di incidenti, se l'era sempre cavata, confidando agli amici di sentirsi graziato dalla sorte. La stessa sorte che però ieri sera gli ha voltato le spalle nella forma di un cordolo lungo via Sant'Andrea a Nogarè di Crocetta del Montello. L'urto con il predellino del suo scooterone gli ha fatto perdere il controllo del mezzo, facendolo rovinare a terra e impattare contro un palo, mentre il motociclo finiva la sua corsa in un campo. È morto così a 52 anni Macci, come tutti lo chiamavano, originario di Ciano e residente a Cornuda, dove stava tornando per aver partecipato a una manifestazione motociclistica alla Sagra di Ciano. Una grande passione i motori per Chiarellotto, che lavorava alla Colomberotto Carni di Moriago ed era ben voluto da tutti. Una morte che ha lasciato nello strazio assoluto la madre, arrivata poi sul posto della tragedia quando sulla via c'erano anche i carabinieri impegnati a ricostruire la dinamica. Per fugare ogni dubbio sull'eventuale presenza di un altro mezzo, i militari stanno visionando le telecamere di sorveglianza della zona. 2 morti in moto in Slovenia nel giro di 24 ore. Il 53enne triestino Bruno Zelic, dipendente dell'acciaieria Arvedi, l'ex ferriera, e il 54enne Marco Bregant, brigadiere della Guardia di Finanza in servizio a Monfalcone, ma residente a Fogliano. L'incidente, che ha coinvolto il metalmeccanico triestino, che aveva una compagna e una figlia, si è consumato sulla strada che da Cosina conduce a Divacia all'incrocio per Mattauno. Come dimostrato ieri dalle immagini girate oltre confine per il TG di Tele4, oltre alla dinamica dell'incidente, una perdita di controllo su una curva parabolica, a pesare sul ritardo nei soccorsi è stato il fatto che Zelic insieme al passeggero siano scivolati nel fossato e poi dentro la boscaglia, rendendo la loro presenza sostanzialmente invisibile nottetempo agli altri automobilisti in transito. Ecco il perché del ritrovamento solo dopo 6 ore dal sinistro di Bruno, ormai senza vita, e del 33enne ancora ricoverato all'ospedale
provinciale di Isola d'Istria. Il tutto è successo su un'arteria tristemente nota proprio per gli incidenti sulle due ruote, disseminata di cartelli stradali che invitano alla prudenza. Il finanziere Marco Bregant invece stava viaggiando da Postumia verso Razerto ed è finito contro una aiuola a spartitraffico e poi su un cartello segnaletico in un tratto di strada con configurazione modificata. È morto a causa dell'impatto all'altezza di una fermata dell'autobus. L'uomo era sposato con la consigliera comunale ed ex candidata a sindaco di Fogliano Alessandra Messineo, ora consigliere di maggioranza. I segni dell'impatto violentissimo sono ancora incisi sui muretti e sull'asfalto di via Manin, San Vendemmiano. Doveva essere una serata insieme agli amici, un giro in moto prima della partenza per Edimburgo, che sarebbe dovuta avvenire proprio in queste ore per frequentare un corso d'inglese. La vita di Mattia Saccon si è spezzata così, sul ciglio di una via a qualche centinaio di metri da dove abitava con il papà. Ero in camera, ho sentito urlare aiuto, aiuto, sono uscito e c'era il ragazzo disteso per terra lì, più o meno. Praticamente c'era una Vespa dietro di lui e lui con la moto, e quello della Vespa, scusa, era davanti a lui. Ha sentito che arrivava la moto, si è spostato sulla destra pensando che passasse a sinistra la moto, invece è passata a destra. Si sono toccati, lui è scivolato là dove vedete i segni là per terra, è andato a sbattere addosso al muretto lì, c'è il segno del casco, e poi è volato giù fino a qua via. Quando sono venuto fuori gridava aiuto, aiuto. È arrivata subito un'operatrice sanitaria, appunto, che sta lì, e gli ha chiesto il nome, ha spiaccicato 2 parole, ma dopo ha cominciato a rantolare subito. In pratica, quando è arrivata l'ambulanza era già morto, era già in arresto cardiaco. L'incidente è quando era circa l'1 di notte, mentre stava rincasando. I sanitari del SUEM 118, una volta arrivati, hanno tentato per un'ora di rianimarlo. Prima del loro arrivo, insieme ai tanti vicini che sono accorsi, anche un'infermiera che ha praticato il massaggio cardiaco al ragazzo fino all'arrivo dell'ambulanza. Disperati i tentativi di salvarlo. È arrivata la macchina medica, è arrivato l'elicottero, ma non c'era più niente da fare. L'indomani dalla tragedia di prima mattina, il patrigno del ragazzo si è recato sul luogo per pulire la macchia di sangue lasciata dal giovane affinché all'arrivo della madre in Spagna con la sorella del 20enne non la vedesse. Mattia Saccon, figlio del proprietario della famosa maglieria, era un appassionato di motori. Dopo il diploma al Planck di Treviso era riuscito ad entrare all'ITS di Faenza e svolgere un tirocinio nelle scuderie della Formula 1. Un ragazzo intelligente e intuitivo, lo ricordano gli insegnanti della scuola superiore dove ha studiato e dove amava tornare per raccontare ai professori la strada che stava percorrendo. Stava inseguendo tenacemente il suo sogno, Mattia, un sogno infranto a pochi metri sulla via di casa. Allora, intanto mi scuso con i telespettatori e telespettatrici che non riescono a prendere la linea, mi mandano messaggi sul mio telefonino, ma siamo collegati con la Sicilia, con l'avvocato Nesci, e perciò la linea è occupata da lui, però trovo anche importante sentire, poi naturalmente non ci saranno problemi, cosa ne pensa, perché è un'associazione Familiari Italiani Vittime della Strada che ce la sta mettendo tutta per far capire alla politica che bisogna muoversi in questo senso, mettere sicurezza con gli strumenti che grazie alla ricerca e alla tecnologia abbiamo a disposizione. Avvocato Nesci, come vi muoverete in futuro? Cosa pensate di fare? Ecco, per parlare con questa premio Giorgia Meloni, cosa faremo? Perché veramente non sappiamo più come andare, panchine sì, ma alla fine se non c'è il dopo panchina, tante panchine, ma i morti continuano. Prego. Avvocato? Ecco, è caduta anche la linea. Anche. Pronto? Sì, pronto? Sì, volevo prima fare una considerazione. Sì. E quello, ascoltando i servizi che sono stati mandati in onda, quello che in qualche modo lascia perplesso è il fatto che si tratta di incidenti avvenuti per un comportamento sconsiderato di chi era alla guida del motociclo. Non si può, mi dispiace per una persona che ha perso la vita, ma non si può dire sono stato graziato più volte. Prima o poi, se io continuo a sfidare la sorte, prima o poi ci lascio bene.
vi racconto una mia esperienza di quest'estate. Sono stato in vacanza in Puglia, in una zona Santa Maria di Leuca, e sono capitato in una strada un po' più a nord di Santa Maria di Leuca, sulla costa adriatica, dove sembrava di trovarsi sembrava di trovarsi su una pista di motociclismo. C'erano delle moto super sportive che in mezzo al traffico, perché c'erano persone con le macchine che facevano le curve toccando con il fianco a terra a velocità folle, e solo per fortuna non è morto nessuno. E ho chiesto, e pare che fosse un comportamento normale. Ogni fine settimana i motociclisti si danno appuntamento lì e fanno le gare su questa strada pubblica. Ecco, quando succedono queste cose e quando, ed è questa la cosa importante, si permette che succedano queste cose perché non c'è controllo, pur essendo risaputo da tutti che lì vanno a fare le gare, allora a questo punto non possiamo meravigliarci che avvengano tutte queste morti. Quindi è importante intanto agire in questo senso: il rispetto delle norme, il rispetto della legalità e il controllo sulle strade. Questi sono cose fondamentali, ed è quello uno degli obiettivi nostri. Quando noi andiamo nelle scuole, quando incontriamo i giovani, quando incontriamo i ragazzi, cerchiamo di inculcare l'idea che le norme vanno rispettate. Se poi a me piace correre, vuol dire che lo farò in pista. Non lo posso fare dove ci sono altre persone, non lo posso fare mettendo a rischio la mia e anche l'altrui vita. Quindi questo è un aspetto per noi importante. Allora, Avvocato, facciamo una parentesi prima di chiudere, perché è un discorso molto importante quello che hai fatto. Anche noi dobbiamo capire, come ho detto prima, quando usciamo di casa, che non possiamo farci le nostre regole. Guardi cosa è successo ieri qui da noi, di un ciclista dove si è messo a correre nella Pedemontana. Andiamo a vedere il servizio. Vediamo se parte il servizio. Eccolo qua che corre nella Pedemontana. Per fortuna un automobilista ha chiamato i soccorsi, sono arrivati le forze dell'ordine e l'hanno accompagnato al primo casello di uscita. Ma si può, Avvocato? Ecco, appunto, la conferma di quello che dico io. Cioè, se noi non rispettiamo le norme, non possiamo lamentarci. Dobbiamo prima di tutto imparare a rispettare le norme. Questo per noi è fondamentale. Allora, le prossime mosse, Avvocato, quali saranno, che farete? Mi saluti anche la Presidente Giuseppina Cassaniti, alla quale voglio un bene dell'anima proprio per la tenacia con la quale sta portando avanti questa importante associazione e fa rispettare quello che sono i codici della strada con le nuove tecnologie. Prego, Avvocato. L'Unione Europea ci impone la riduzione del 50% delle vittime sulla strada, ma noi abbiamo un obiettivo, che l'obiettivo è zero vittime sulla strada, perché tutte le vittime sulla strada sono vittime evitabili, basta analizzarle uno a uno ogni singolo incidente, sono tutte evitabili, basta rispettare le norme, basta rispettare i limiti, basta usare i mezzi, gli strumenti per la sicurezza. E per raggiungere questo obiettivo noi ci muoviamo su diversi fronti, ci muoviamo sul campo della prevenzione nelle scuole, ci muoviamo anche sul campo della prevenzione con la certezza della pena, con la certezza che se qualcuno infrange una regola deve essere punito, quindi non vi deve essere un senso di impunità, come purtroppo spesso succede. Spesso capitano incidenti dove il responsabile dell'incidente magari aveva causato poco tempo prima un altro incidente grave, eppure continua ad avere quel comportamento accelerato. Purtroppo la cronaca è piena di casi di questo tipo. Perché? Perché non è mai stato punito sufficientemente e quindi ha maturato un senso di impunità. Posso farlo perché tanto non mi succede niente, e quindi sono diversi campi. Poi anche noi diamo molta assistenza alle vittime, assistenza psicologica, perché le vittime di un incidente stradale, i parenti delle vittime
Un incidente stradale crea più vittime, oltre alla persona che rimane ferita o muore, ci sono famiglie che vengono sconvolte, famiglie della vittima, ma anche famiglie di chi è causato dell'incidente. Grazie avvocato, devo chiudere perché non ho più tempo, veramente la ringrazio, spero di averla ospite prossimamente anche su questi schermi. Abbiamo messo la foto sua, ma anche perché il tema sarà un tema bollente che toccheremo anche nei mesi futuri. Grazie, veramente grazie all'avvocato Rodolfo Nesci, consulente giuridico, Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada. Prima di salutare invece il direttore della CIA Maurizio Antonini, andiamo a vedere questo servizio, Sfide Agricoltura Futuro, e poi sentiamo come ci saluta. Una giornata importante per Coldiretti e per il mondo dell'agricoltura che si affaccia alle nuove sfide del futuro. L'obiettivo nel prossimo quinquennio è portare il valore delle esportazioni a 100 miliardi, come ribadito dal presidente nazionale Prandini. Sicuramente le esportazioni sono un qualcosa che ci interessa in termini di crescita e di valore economico per il lavoro dei nostri agricoltori. Abbiamo raggiunto il record storico nel 2024 superando i 69 miliardi in termini di valore complessivo. Possiamo fare ancora molto. Noi abbiamo stimato che se non verremo penalizzati con aumenti di tassazione nelle varie filiere da parte di altri paesi, nell'arco di 3-4 anni potremo arrivare ai 100 miliardi in termini di valore complessivo. La nostra sfida è diminuire l'Italian sounding e favorire la presenza dei veri prodotti enogastronomici e agroalimentari provenienti dal paese Italia. Non solo export e contesti geopolitici in mutamento, ma anche cambiamento climatico che pende come una spada di Damocle sugli agricoltori, con la necessità di porre dei rimedi a problematiche sempre più gravi. Il metodo è cambiato, continuiamo ad assistere a situazioni di grande variabilità. Noi oggi tratteniamo solo il 12% dell'acqua piovana, dobbiamo riuscire ad aumentare in modo significativo il contenimento dell'acqua per poterla poi utilizzare quando serve, e anche in quelle filiere che storicamente non ne avevano bisogno ma che invece oggi ne necessitano, non solo per garantire la quantità, ma l'acqua significa anche qualità del prodotto, e quindi il progetto lanciato da Coldiretti a livello nazionale e europeo sui bacini d'accumulo noi riteniamo che sia sicuramente centrale per quanto riguarda, ripeto, il futuro dell'agricoltura in termini più generali. Si affaccia al futuro anche la Coldiretti di Udine, che in quello prossimo si prepara a un evento all'interno del mercato coperto di Viale Tricesimo, che man mano sta diventando perno della comunità udinese. Abbiamo incrementato le aziende presenti, siamo partiti un po' in sordina perché per noi è stato un investimento importante, le aziende hanno risposto e dopo 3 anni di apertura i risultati ci sono, la popolazione ha risposto in maniera molto positiva, ha apprezzato il lavoro che stiamo facendo, e da qua posso anche dare uno spunto per quello che sarà il futuro. Il 13, 14, 15 di giugno ci sarà il villaggio Coldiretti a Udine e questo sarà un evento per la città. Direttore Antonini, perché ho messo questo servizio? Perché forse sarà il caso di fare squadra anche tra di voi, di unire le forze tutti quanti assieme con i federconsumatori, ne abbiamo tantissimi, perché in politica io ho visto, contano i numeri. Se tu hai i numeri vieni ascoltato, se tu non hai i numeri sì ti ascolto, ma dopo metto già nel cestino quello che ho sentito. Non sarà il caso, visto tutte queste associazioni, tutti quanti stanno cercando di raggrupparsi, di fare squadra per essere ascoltati, perché voi avete il pallino in mano, voi sapete le esigenze del territorio, cosa si può fare, cosa non si può fare, dare in là a questi politici che fino adesso io non credo che non sentissero, è che non ascoltavano. Prego, direttore. Sì, guardi, lei ha fatto bene a sollecitare appunto una discussione su questo, ma le assicuro che soprattutto nel Veneto noi questo lo stiamo facendo, guardi, sull'ultima tornata elettorale dei consorzi di bonifica, per dire i 10 consorzi di bonifica che governano il territorio del Veneto, CIA, Confagricoltura e Coldiretti hanno fatto liste unitarie per la governance dei consorzi di bonifica, e questo lo facciamo quotidianamente nei consorzi di bonifica, nei consorzi di difesa.
nei consorzi della DOP, DCT e quant'altro. Perché? Perché siamo consapevoli del fatto che nel momento in cui noi mettiamo insieme le nostre forze per valorizzare il prodotto agricolo, il prodotto agricolo è di tutti e quindi sono di tutte le organizzazioni agricole. Quindi oggi l'impegno da parte di CIA assolutamente è quello di cercare di individuare in maniera insieme con le altre organizzazioni elementi importanti, e questo lo vedremo nelle prossime tornate elettorali. Noi abbiamo fatto un programma regionale per quanto riguarda CIA Veneto sull'agricoltura e l'alimentazione, e ci confronteremo insieme con le altre organizzazioni, ma soprattutto su questo programma che tiene di asset strategici, che trattiene di elementi importanti per l'agricoltura veneto. Ci confronteremo insieme con le altre organizzazioni per cercare di concretizzare quello che noi diciamo in maniera effettiva anche con sulla politica regionale. Quindi la manutenzione delle infrastrutture, della gestione dell'acqua, l'emergenza ambientale, la fauna selvatica, l'altro aspetto importante, e non dimentichiamo il consumo del suolo, perché sono elementi determinanti per l'agricoltura. Oggi il consumo del suolo per quanto riguarda il Veneto è un grosso problema. La Regione Veneto, anche se ha una legge regionale del consumo del suolo, è la seconda regione dopo la Lombardia di consumo del suolo annuale. Quindi non possiamo più permettere situazioni di questo tipo. Quindi insieme sicuramente metteremo a fuoco quali sono gli elementi determinanti per la valorizzazione dell'agricoltura, ma soprattutto degli agricoltori, perché i problemi degli agricoltori sono i problemi di tutti. Guardi direttore, io sono convinta che se veramente farete questo, ma in massa, spariglierete le carte e farete saltare il banco, anche perché si spera che sia un banco nuovo, un banco dove ascolta di più. Io provengo dal sociale, vi posso assicurare che la mia rabbia è dovuta a questo, proprio di non essere stati ascoltati. Tante associazioni se ne sono andate perché non sono riuscite a sopravvivere alla burocrazia, ai costi che hanno messo al mondo del volontariato e ci hanno lasciato. Erano persone che da una vita davano il proprio contributo e adesso hanno fatto questo. Qualcuno dovrà darmi delle risposte su questi nuovi controlli che avverranno nel mondo del volontariato. Vuoi vedere che i furbetti ci sono solo nel mondo del volontariato? Detto questo, io ringrazio veramente, grazie ai miei ospiti, grazie al direttore della CIA Veneto Maurizio Antonini di essere stato con noi, veramente grazie direttore, un grande in bocca al lupo. Grazie a lei, e guardi, sulla questione del volontariato sono d'accordo con lei, dobbiamo fare qualcosa perché il volontariato è un valore aggiunto in Italia e soprattutto nel Veneto, e le persone come lei, le persone che oggi fanno volontariato, sono solo da ammirare e da ringraziare ogni giorno. Grazie, siamo in tanti, veramente tanti. Io cerco di difendere tutti i volontari, veramente sono tantissimi che tutti i giorni aiutano questo paese a respirare. Grazie, buon lavoro direttore, ci sentiremo presto. Pubblicità. Abbiamo il nostro Rinaldo in linea. Ecco Rinaldo, finalmente sei riuscito ad arrivare con la linea, ma hai capito come siamo messi in Italia? Andiamo nella Luna e non riesco a collegarmi con la Sicilia, robe da non credere, non solo con la Sicilia, neanche col Monteo. Prego Rinaldo. Rinaldo? Va bene Mirella, va benissimo, non state preoccupare, va bene. Grazie. E volevo dirti, quello che hai detto il direttore, parole sante, perché hai detto il discorso di mettergli etichette sulle robe da mangiare. La roba più giusta che si è da fare, che la gente capisce da dove che viene la roba, chi che l'ha fatta, come che è stata coltivata. Ma l'avvocato siciliano, cosa aveva detto? Aveva parlato mezz'ora, aveva detto robe che neanche diciamo da 20 anni. Ma noi dobbiamo trovare una soluzione al problema, ti ha capito Mirella? E bisogna, e c'ha queste idee, l'AIRBE, che lo Stato vi metta obbligatorio e poi gli dà a chi che non ha possibilità, gli dà un incentivo, gli dà incentivo per tutto. Ma siamo lì a parlare
Creo que la rovinare l'Italia sta la globalizzazione, entrata in Europa la rovinare l'Italia. Che tutte le scolastiche che fa in Europa me le manda qua. Ti ha capito, Mirella? Grazie caro Rinaldo, grazie. Il problema è che lui, poveretto, non può risolvere il problema, l'hai sentito, stanno facendo squadra, lo dico anche ai miei ospiti, stiamo parlando degli ospiti che avevo in precedente perché ero collegata con la Sicilia e non potevano telefonare perché giustamente ero collegata con l'avvocato Nesci che è un consulente di familiari vittime della strada italiana, familiari vittime della strada, e con Maurizio Antonini, direttore della CIA del Veneto, il quale veramente sta cercando di far capire alla politica che bisogna sparigliare le carte, far saltare questo banco, perché così non si può andare avanti. Le famiglie hanno sempre meno soldi, tutto costa, tutto aumenta, ecco, e ormai siamo alla sopravvivenza per molte famiglie, perché con gli affitti e con tutte le spese che ci sono non riescono più a arrivare neppure alla seconda metà del mese lavorando in due con figli, perché abbiamo dei costi folli. E poi abbiamo parlato anche della sicurezza, che c'è questo airbag che la tecnologia e la ricerca ha messo a disposizione, ma non essendo obbligatorio nelle moto nessuno lo mette, e poi muoiono e le famiglie nella disperazione totale. Però siamo anche disperati per quanto riguarda i furti, la nostra sicurezza. Ne parleremo questa mattina. Ho in presenza il generale Claudio D'Angelo, consigliere Associazione Nazionale Controllo del Vicinato. Grazie generale di essere qui con Mirella. Ma saluto anche Corrado Gatti, comandante polizia locale Ospitaletto a Brescia, andiamo a Brescia, grazie comandante di essere qui, e ringrazio anche Paola Dall'Asta, cofondatrice Brescia Sicura, grazie anche lei Paola di essere qui con noi per capire, perché è bello anche capire come funziona in altre città, cosa ci dicono questi ospiti importanti che abbiamo. Ecco, Paola, anche lei sta cercando di fare una cittadinanza attiva, di essere nel pezzo, il generale D'Angelo lo stesso, il comandante lo stesso. Vorrei partire proprio da lei, comandante. Com'è la situazione? Cosa vede? Perché ormai non ne possiamo più di questi furti, di questa gente che arriva, dopo un'ora è già da un'altra parte, frontiere aperte, tutto aperto, non si riesce più a capire dove andare a parare, come si parlava col generale D'Angelo, applicare magari le leggi nella maniera giusta, quelle ci sono, cambiarne qualcuna. Prego comandante, com'è la situazione a Brescia? Cosa ci dice? Buongiorno, prima di tutto buongiorno a tutti. La situazione a Brescia penso che sia come nella provincia di Treviso. I problemi sono legati all'insicurezza dovuta a questi fatti, a questi reati predatori, questa microcriminalità che impatta molto per quanto riguarda i cittadini dei vari paesi. Sicuramente le leggi ci sono e vengono applicate. Oltre al controllo del territorio sia nostro che delle altre forze di polizia dello Stato, abbiamo introdotto con l'aiuto di Paola Dall'Asta questo sistema di controllo di vicinato, che è è come c'è un mutuo soccorso tra cittadini, oltre a quello che, come dicevo prima, facciamo noi, ma che non si intende cittadini che devono sostituirsi alle forze di polizia, ma sono cittadini che devono più che altro avere un occhio di riguardo per la loro zona, per le case del vicino, per tutto quello che riguarda le loro zone dove vivono. La macchina sospetta, la persona che prima non si vedeva. Tramite questi gruppi che si sono creati spontaneamente con l'aiuto della mia amministrazione, abbiamo un continuo passaggio di informazioni tra loro e tra noi. Allora andiamo a vedere anche questo servizio molto importante, poi lo commenterò sia con Paola Dall'Asta che col generale Claudio D'Angelo, questa novantenne che si è trovata faccia a faccia con i ladri. Andiamo a vedere il servizio.
Vengo avanti per verificare, no, cos'è sta luce blu, e mi trovo 2 uominati, come si dice, incappucciati, e io mi metto a urlare: cosa feo qua, ho detto, bastardi, fuori! È una reazione d'istinto, energica quanto coraggiosa, quella di Edeltrud Lutiger, 90 anni, che in questa casa all'inizio di Via Bosco, alle porte di Monastir, si trova davanti i ladri quando sono da poco passate le 10 della sera. La donna, che abita da sola, si trova al piano superiore, sta leggendo in camera da letto. Sono dei rumori sospetti a convincerla a scendere le scale. Edeltrud non accende la luce, addosso un paio di pantofole. È qui che si consuma il faccia a faccia, le urla, ma non solo. Sono per scappare, io li ho spentonati, sbattuto il portoncino quando erano fuori e me ne trovo uno terzo, qua davanti alla porta della cucina. E anche quello però ha riaperto velocemente, naturalmente, e è scappato via. Le hanno detto qualcosa? No. Tutto silenzio. I 3 si danno quindi alla fuga dopo essersi introdotti dalla porta d'ingresso praticamente scardinata. Dentro trovano qualche decina di euro che serve per delle analisi mediche. Edeltrud chiama così i carabinieri, arriva poi il figlio Orlando. L'apprensione è tanta, ma allo stesso tempo si tira un sospiro di sollievo. Sono situazioni dove uno reagisce anche senza pensare. Fortunatamente sono scappati e basta. Dice di non aver avuto paura Edeltrud. Certo, all'indomani restano dei segni. Un po' i nervi. Un po' di tremarella. Sì, e stanchezza soprattutto, perché la notte anche poi era un po' corta. Ripensando alla sua reazione, la donna allarga le braccia e si scioglie in un sorriso. Le raccomandazioni sono 1000, di non fare certe cose, ma al momento il cervello ragiona così, dire incosciente eventualmente, ma è andato tutto bene, insomma, ecco. Si può dire solo questo, ma comunque passerà. Allora, Paola Dall'Asta, cosa diciamo a questa donna, questa meravigliosa 90enne? Poi sentiremo anche il generale naturalmente, però bisogna stare molto attenti. Ma quello che mi spaventa è che arrivano dai campi e fuggono dai campi. Cioè nei campi è un problema grande anche prendere queste persone, case molto isolate. Qui, non so, a Brescia, ma qui da noi ce ne sono tantissime, perché appunto pianura padana la dice lunga. Queste case molto isolate, questi diversamente giovani molto soli, questi costi molto alti per mettere in sicurezza la casa, perché bisogna dire anche quello. Cosa ci dice Paola e cosa vuole dire a questa meravigliosa 90enne? Microfono. Pronto? Allora, intanto che mettiamo a posto Paolo, sentiamo il generale D'Angelo cosa dice intanto a questa 90enne. Prima di tutto buongiorno a tutti. Brava la 90enne, coraggiosa, però brava ma con alcuni suggerimenti e consigli per tutti. La prima cosa da considerare è che nelle nostre case non c'è nulla che valga la nostra vita. Questo è poco ma sicuro. Quindi la prima cosa che dobbiamo pensare è la nostra incolumità. Seconda cosa, e questo episodio lo dimostra, i ladri sono professionisti e conoscono la legge italiana. Sanno benissimo che il furto di proprietà è perseguito in una certa maniera, forse non abbastanza severa, potremmo dire, mentre i reati contro la persona hanno tutto un altro iter, sia sotto il profilo della pena, ma anche sotto il profilo poi investigativo, giudiziario, sono perseguiti molto più pesantemente, giustamente. Quindi i ladri sono i primi che, se c'è il rischio di contatto, nel 90% dei casi, come in questo, se ne vanno. Il consiglio che do, non affrontarli direttamente, fossimo mai a quell'1% o che si debbano spintonare loro per darsi alla fuga. Accendere le luci, far vedere che si è svegliati, se si ha un allarme, una sirena, fa scattare la sirena, normalmente le sirene hanno anche la possibilità della pulsante dall'interno, chiamare immediatamente il 112, il figlio, far vedere che si è svegli, far vedere la propria presenza, ma non
affrontarli direttamente. I ladri non cercano il contatto fisico, quindi evitiamo. Meglio che scappino, lasciamoli andare via, non rendiamogli difficile la fuga. Però, generale, e qua lo dico, io ho provato a essere aggredita da 7 persone, anche su un orario anche atipico, perché erano le 15 del pomeriggio, perciò. Il problema è che in quel momento... questo è un altro discorso. Sì, quel momento che vieni aggredito, che te li trovi davanti, cioè è facile col senno di poi ragionare. No, sono perfettamente d'accordo con lei, sono perfettamente d'accordo con lei. Ma in quel momento che te li trovi in camera da letto, che te li trovi in salotto, in cucina, tutti incappucciati, oppure anche te li trovi davanti, cioè ognuno reagisce alla propria maniera. È facile dire col senno di poi stai fermo, non muoverti, dai tutto quello che hai. Non è così, generale. Ma non è quello che ho detto io. No, lei ha detto che qualsiasi cosa sia in casa non vale la vita, è vero. Ma non ho detto di dargliela io o di però non ragiono. Anzi, far sentire la propria presenza, far vedere la propria presenza, accendere le luci, urlare, non andare addosso, incontro, non accorciare le distanze, diamogli spazio per la fuga. Mi rendo conto che nell'immediato, nel momento, non è così facile. No. Però se lei mi chiede che cosa posso consigliare, certo. Questo è il consiglio che io do. Poi magari potrebbe essere che io potrei essere il primo che nel momento particolare reagisco in maniera diversa, però se lei mi chiede cosa dico e quale consiglio posso dare, questo è il consiglio. Ma sono d'accordo, però io avendo provato capisco anche le persone che invece si ribellano. Io sono stata una di quelle, in quel momento non me ne fregava niente che erano i 7. Il problema è che se ci fosse la certezza della pena, che io in casa mia posso difendermi, allora forse qualcuno riuscirebbe anche a difendersi in maniera diversa. Invece c'è il terrore di difendersi. Qua chiedo al comandante Gatti, per paura, per chissà quale, soprattutto la possibilità che vai a finire tu in carcere invece che la persona che ti ha aggredito, che ti ha veramente, che è entrata in casa tua, perché abbiamo delle leggi che secondo me dovrebbero essere anche un po' riviste. O cosa dice, comandante? Perché così non si può andare avanti, non è possibile che io in casa mia me li trovo davanti e non posso difendermi, cioè ci sono delle cose che non entrano più, bisogna cambiare queste regole del gioco che sono contro quello che è proprietario e non contro il ladro che ti entra molte volte, non sempre ma molte volte. Comandante? Allora, è una domanda che non mi perdoni, e sarebbe da fare a un politico, non a un tecnico. Io come tecnico ho l'obbligo di rispettare prima il cittadino la legge e come secondo di farla rispettare. Sicuramente le leggi per essere effettive devono avere la certezza della pena, questa è la cosa più sicura. Se io so che commetto un reato e per quel reato vengo condannato, forse magari ci penso 2 volte a farlo. Diversamente, se so che tanto non mi fanno niente, le forze di polizia mi fermano, mi identificano, mi denunciano a piede libero e io me ne torno. Quello che dice relativamente alla difesa in casa propria del cittadino, secondo le norme attuali la difesa deve essere proporzionata all'offesa, secondo il codice, il codice penale, mi corregga il generale se sbaglio, però il principio fondamentale della legge è questo. Abbiamo Leone da Trebasele che poi continuiamo, vai Leone. Ciao Mirella, grazie, saluto io. Allora, se dobbiamo lasciare passare il messaggio, quando viene qualcuno a casa tua, lo lasci fare e porta via tutto quello che vuole, allora a questo punto è meglio lasciare le porte aperte che vengano dentro. L'importante è non avere roba di valore, però non è giusto neanche quello. Ciao Mirella, grazie. Grazie a te Leone, prego generale. Beh, allora io non ho detto che bisogna lasciargli fare tutto, ho detto che consiglio di evitare lo scontro fisico, far vedere la propria presenza, accendere le luci, se si ha un allarme farlo scattare,
far squillare il telefono, far vedere che si è svegli, se si hanno dei vicini e si è d'accordo con i vicini, per esempio tramite il controllo di vicinato, che è una cosa bellissima, far vedere che anche nel quartiere, nelle case vicine si accendono le luci, far vedere la propria presenza. Già nel 90% dei casi, ripeto, scoraggia i ladri e li fa scappare. Per quanto riguarda il tema che ha toccato lei, che è importantissimo, quello della legittima difesa, la legittima difesa copre la persona soprattutto, la minaccia alla persona, a sé e ai propri familiari. In realtà, se andiamo a vedere i casi che anche dal punto di vista giudiziario hanno fatto un po' di clamore, si tratta quasi sempre di persone che sono state colpite mentre già scappavano. E quindi a quel punto la minaccia per la legge non c'era. Ora io capisco benissimo che una persona poco addestrata, che si è fatta prendere dal panico e dall'emozione del momento, non si rende conto che quella persona non è più in fase di attacco ma se ne sta andando. Però per la legge in quel momento è cessato il pericolo, perché la persona che scappa non costituisce un pericolo per me e per la mia famiglia. E nei casi che hanno fatto un po' di scalpore dal punto di vista giornalistico, nell'assoluta maggioranza dei casi, il momento in cui c'è stata l'azione di fuoco era già questo. A dimostrazione di quello che ho detto io, che alla fine basta far vedere la propria presenza, basta illuminare, basta muoversi, basta far rumore, basta far clamore e la persona scappa. Ed è quella la cosa importante, che scappi, non che gli sparo. È vero anche però, generale, che molti di questi ladri non fanno un furto solo, passano 3, 4, 5 abitazioni. No, non molti, tutti. Perciò se qualcuno non lo ferma il primo, perché non può fermarlo, perché giustamente se lo fermi in maniera non consona a quella che è la legge, questo se ne va tranquillamente a spasso per queste case e porta via tutto. E qui subentra il controllo di vicinato, perché una rete che lega i vicini, che lega le persone che abitano in una zona, fa sì, io vedo le persone in casa, mi alzo, mi muovo, faccio rumore, le persone scappano. Prima cosa chiamo il 112. Adesso il 112 è per tutto perché è un numero unico europeo, quindi non c'è più da pensare, chiamo la polizia, chiamo i carabinieri. 112 e loro misteranno alla centrale competente. Seconda cosa, avviso i vicini. Con una rete che si può fare con una chat facilissima, si avvisano tutti i vicini, attenzione, ladri in zona. Perché se sono stati da me e sono scappati perché io mi sono svegliato, mi hanno visto le luci, hanno visto le luci accese, ho urlato, sono scappati, tra 1 chilometro, tra 2 chilometri proveranno un'altra casa. Questo è una delle cose per cui è importante il controllo di vicinato. Creare questa rete di persone che si avvisano, non solo perché tutti a quel punto accendono le luci, possono far vedere di essere svegli, ma anche perché, e quindi favoriscono la fuga, cioè favoriscono l'idea che il ladro scappi invece di continuare l'azione, ma anche perché così evitano che poi ci provi nella loro casa, perché se il ladro vede la casa illuminata non va in quella casa. Allora andiamo a vedere un altro servizio che fa riflettere: ladri in camera mentre dormono. Andiamo sempre a Treviso. Sono entrati in camera da letto, noi eravamo a letto, non abbiamo sentito nulla, non so se hanno utilizzato qualche spray, qualcosa, non hanno preso le carte di credito, queste cose, hanno preso solo soldi e oro praticamente. Sono sui 500-600 euro complessivamente e più l'oro che non sono in grado di quantificare, insomma sono gli anelli della moglie, la fede mia matrimoniale. E quello che fa più male forse è questo. Difficile dire a che ora i ladri siano entrati in azione, di sicuro nel cuore della notte, tra le 2 e le 4, siamo in via Pozzetto a Monastier, nell'azienda con annessa abitazione di Luigi Piero Bon. I delinquenti prima sono entrati dalla porta principale della cantina usando probabilmente un piede di porco, poi si sono introdotti negli uffici e infine nella casa comunicante, piano terra e primo piano, compresi la camera da letto dove per l'appunto moglie e marito stavano dormendo. Di quanto successo i coniugi Piero Bon se ne sono accorti appena svegli alle 5:30. Attorno a loro tutto a soqquadro poi la consapevolezza di aver avuto i ladri a pochi passi. Abbiamo 3 figli ma sono via, quindi non c'era nessun altro, insomma il gatto che non ha dato cenni. Viste le modalità, facile siano dei professionisti anche per un altro aspetto. Poi quando sono usciti si sono presi, qui abbiamo una videosorveglianza di tutti i fabbricati e hanno staccato praticamente
semplicemente l'NVR che è il registratore e se lo sono portati via, quindi noi non possiamo vedere nulla, insomma. Quindi voi allo stato attuale non sapete se erano in 2, in 3 o assolutamente niente, abbiamo trovato solo le impronte sulla sedia dove sono saliti per prendere l'NVR e poi messo in altezza. Secondo lei questi avevano fatto dei sopralluoghi, sapevano dove colpire? Probabilmente sì. Difficile capire questa cosa, abbiamo visto, hanno lasciato qui nei campi, qui proprio di fronte, hanno lasciato delle cose, delle buste che avevano aperto per vedere se c'erano soldi o altro e le hanno lasciate qui, quindi intuisco che siano arrivati dalla campagna, insomma dai campi. 6 anni fa l'ultimo colpo, ma solo nell'azienda. Indagano i carabinieri con Piero Bon che analizza quanto successo a mente fredda. Meglio non essersi svegliati, meglio non esserseli trovati davanti. È chiaro che l'istinto, specialmente quando si è al bar, è quello di dire se lo prendo o lo faccio fuori. Poi a mente fredda si ragiona diversamente, quindi voglio dire è meglio così, cioè nel senso che non sai mai, potrebbero essere armati, non armati e tu reagisci e poi finir male, cioè è meglio evitare insomma sta cosa. Rabbia tantissima e un po' di rassegnazione comunque, ovvio, è così. Abbiamo Maurizio da Conselve, ciao Maurizio. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, io adesso voglio fare 2 domande sia al generale che anche al comandante della polizia. Allora, prendiamo questo in atto intanto, ok? Allora, chi ha detto il ladro di entrare in casa d'altri? Punto 1. Chi è che l'ha detta sta cosa? Allora, il ladro come è entrato e ha violato la legge della violazione della privacy, il ladro deve mettere in preventivo che può uscire anche morto da casa, ok? Dall'abitazione, perché io non sto a guardare la legittima difesa o questo e quell'altro. Io sparo, se ce l'ho davanti sparo perché mi ha violato innanzitutto la casa. Deve mettere in preventivo che praticamente che può lasciarci le penne, ok? In qualsiasi momento, perché la persona in casa, ok, non sta lì ad aspettare che questo e quell'altro eccetera, che l'attimo e questo e quell'altro. Ecco, uno reagisce, punto, perché lui mi può stendere me. E allora, come lui può stendere me, io in quel momento posso stendere lui. Chiuso e finito. Ecco, io dico solo questo, ok? Ecco, non stiamo a guardare ma così, ma colà, ma questo e quell'altro. Quelle sono cose soggettive, ok? Il ladro deve sapere che violando la privacy di una persona può uscire anche morto, se ci riesce, non lo so, oppure anche steso. Ecco. Buongiorno a tutti, attendo risposte dal generale e dal comandante. Grazie Maurizio, però fammi salutare, finalmente siamo riusciti a fare il collegamento con Paola dall'Asta, da Brescia, cofondatrice Brescia Sicura, che può rispondere anche lei naturalmente al nostro Maurizio da Conselve. Ecco, e soprattutto non so se ha seguito il dibattito che abbiamo iniziato, sicurezza sì, sicurezza no, però quando ti entrano in casa e ti svegliano all'improvviso e te li vedi davanti, purtroppo siamo menti anche fragili, a volte ognuno reagisce alla propria maniera, questa è la verità, purtroppo funziona così. Prego. Infatti, innanzitutto buongiorno a tutti, grazie dell'opportunità. Si può, diciamo che di impeto si possono avere parecchie reazioni. Io dico sempre che si deve stare attenti, la signora è stata molto fortunata che questi ladri non hanno reagito, e comunque quello che noi facciamo come appunto il nostro progetto è proprio quello di creare, di togliere tutte le vulnerabilità che ci possono essere per fare prevenzione soprattutto. Rispondendo al signore, sì, è vero, uno non dovrebbe entrare in casa, qui ci sono delle leggi, ma questo io lascio magari la parola al generale e anche al comandante della polizia locale. Io posso però assicurare che dove viene fatto in maniera corretta il controllo del vicinato, dando informazioni, segnalazioni, togliendo tutte le varie vulnerabilità che hanno le nostre case, si ottengono veramente dei buoni risultati. Dove il ladro per entrare in una casa ci deve mettere parecchio, ha paura di essere scoperto, è ovvio che si crea del disagio e questo rinuncia, passa oltre. Poi per quanto riguardava appunto che diceva il mio collega, il generale, collega perché siamo tutti e due nel direttivo dell'Associazione Nazionale contro il Vicinato, giustamente diceva bisogna
far vedere le luci, fare rumore. E io ho un esempio di, adesso non so in quale paese, fatto appunto partecipanti di gruppo controllo vicinato, erano un residence fatto a forma di ferro di cavallo, con in mezzo una casettina di 2 persone anziane che avevano un figlio che loro raggiungono sempre per 2 mesi l'anno, quelli estivi, in Belgio. Loro hanno questo gruppo, queste persone anziane non avevano nessun tipo di antifurto, quindi erano all'interno del gruppo e sapevano che queste persone da giugno fino ad agosto non erano presenti in casa. In una sera una dei componenti del gruppo si alza di notte per bere un bicchiere d'acqua, vede all'interno del giardino di queste persone delle luci, quindi erano proprio dei ladri entrati nel giardino. Prima cosa che ha fatto, ha chiamato il 112, ha allertato tutti i componenti del proprio gruppo, che hanno fatto una cosa grandissima. Hanno azionato tutti gli antifurti, quindi questi sono scappati e mi risulta che poi nel sopraggiungere una macchina della Polizia di Stato li abbia beccati mentre scappavano. Però ecco, sono scappati prima, hanno avuto la capacità di fare un mutuo soccorso tutti assieme, e questo è uno degli esempi di quello che può fare il controllo di vicinato quando viene fatto in maniera corretta. Abbiamo Sebastiano da Abano in linea, poi andiamo dal comandante, dal generale D'Angelo. Prego Sebastiano. Buongiorno signor Minella, lei e a tutti i suoi ospiti, buongiorno. Niente, l'argomento mi interessa in cui parlate, per semplice motivo. È facile dire accendete la luce. Io a casa mia la luce non la posso accendere perché poi arrivano le bollette grandi. Ora io dico, noi siamo qua, mi sembra che siamo dalla parte dei delinquenti, cioè tuteliamo più i delinquenti che altro. Io ho visto 2 poliziotti poco giorni fa che hanno sparato a 2 persone. Queste 2 persone sono morti con il taser, sono morti perché soffrivano di cuore. Ora io dico, i poliziotti intanto purtroppo, e dico purtroppo, sono stati indagati. Ora io dico, ma se un poliziotto spara perché è in pericolo di vita sua, oppure quella dei cittadini, perché questi signori non si fermano, sono parecchi violenti, ma perché dobbiamo indagare i poliziotti? Magari qualcuno mi dirà sì, ma è un atto dovuto, benissimo, è atto dovuto, però siccome in quel momento il poliziotto lavora per lo Stato, è giusto che lo Stato lo tutela con gli avvocati dello Stato, pagati dallo Stato. Non c'è un poliziotto con i stipendi da fame che abbiamo in Italia, deve pagarsi anche l'avvocato e il tribunale durano le cause 10 anni. Lei si immagina un poliziotto che viene indagato quando prendono la bellezza di 1.300 euro, un poliziotto semplice prende 1.300 euro quasi come un operaio, ma ci rendiamo conto, lei lo sa, io amo le forze dell'ordine e io dico sempre alle forze dell'ordine, salvatevi voi la vita, poi i tribunali ne parliamo, però voi vi dovete tutelare e spero che lo Stato cambia le regole, perché non si può indagare un poliziotto perché ha difeso la propria vita e proprio cosa, se no togliamoci tutte le armi ai poliziotti, togliamoci tutto, visto che non ci possono difendere, non ci possono difendere. A che cosa riteniamo questi poliziotti? Perché devono prendere loro manganellate, anche no. Io amo le forze dell'ordine e mando un saluto a tutte le forze dell'ordine e la ringrazio. Buongiorno. Grazie a te Sebastiano. Allora comandante, come commenta, ecco, avete anche un ruolo importante, però niente, è caduto il comandante, andiamo allora dal generale D'Angelo in attesa che facciamo il collegamento, prego. Mi sono segnato 3 dei punti, ovviamente non posso rispondere a tutto. Allora, sul prima cosa dei furti, mi ha fatto venire, sul primo furto che abbiamo visto, quello della tenda agricola, mi ha fatto venire in mente una cosa che io dico spesso alle riunioni di controllo del vicinato. Noi purtroppo nelle case spesso controlliamo benissimo l'edificio principale, porte blindate, allarmi, eccetera. Però poi c'è la porticina
interna che dà sul garage, sul magazzino, in questo caso addirittura sulla cantina, e questa a sua volta sull'esterno dà con una porta relativamente facile da scardinare. Ecco, questo, le nostre case sono sicure quanto il nostro infisso più debole, quindi noi dobbiamo sempre partire da quello. Se io ho una porticina interna che dà sul magazzino perché non voglio uscire, entrare, eccetera, quella porta deve essere come una porta che dà sull'esterno. Oppure deve essere molto robusta la porta del magazzino, perché se no facilitiamo, come purtroppo in questo caso, la vita ai ladri. Legittima difesa. In America è come dice il signore, in America se uno entra nel mio giardino, manco in casa, nel mio giardino, nel mio terreno, gli posso sparare. Non siamo in America, la legge italiana prevede la legittima difesa solo nel caso di minacce dirette, la violazione di proprietà privata è un reato ma non autorizza a sparare, se non c'è un pericolo diretto alla persona. Noi dobbiamo fare i conti con la legge italiana, questo è quello che dice. Così è. Fino a che il Parlamento non cambierà le leggi, questo è il discorso. Per quanto riguarda l'ultimo, il discorso importante anche delle forze dell'ordine, che ovviamente io sento particolarmente per aver fatto quel lavoro per quasi 40 anni, è il discorso dell'indagare. Allora, prima di tutto il discorso dell'avviso di garanzia, indagato eccetera, è diventata quasi un marchio di infamia, invece era nato a suo tempo come una garanzia, cioè lo Stato avvisa la persona che sto facendo un'indagine sui suoi confronti in modo da dargli la possibilità di trovarsi avvocato, trovare i propri consulenti tecnici, preparare la propria difesa, quindi era un aiuto alla persona, una chiarezza nei confronti della persona. Adesso è diventato un po' un marchio di infamia invece che una persona. L'avvocato in realtà nelle forze di polizia già adesso hanno la possibilità di chiedere l'avvocatura dello Stato e che quasi sempre la persona preferisce farsi difendere da un avvocato di propria fiducia. E al momento, che sappia io se non è cambiato recentemente ma non mi sembra, in questo caso deve prima anticipare i soldi e può chiedere il rimborso solo al termine della procedura e questo è pesante. Ecco, quello su cui si potrebbe incidere è che già dall'inizio gli venisse data la possibilità di accedere a questi fondi per farsi avvocato, salvo poi che la possibilità dello Stato di rivalsa se dovesse venire fuori che effettivamente il poliziotto del Carabiniere ha sbagliato per dolo o colpa grave. Insomma. Abbiamo Claudio da Marano Vicentino. Ciao Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Ma io sono arrivato un po' lungo perché prima c'era quello della CIA. Praticamente è un periodo che si vede che a causa delle crisi tutto cerca di concentrarsi in pochi, diciamo così, in poche unità. E penso che sia un modo quello dei dazi, non per avere più soldi, perché io penso che i soldi dei dazi, i prodotti agricoli italiani, Trump se ne frega, ma sono più operazioni per mettere in crisi il settore, che allora si aggrega, più diventa acquistabile dai grossi gruppi. Cioè quello che manca agli americani è l'anello per mettere il loro gancio con i grossi gruppi, per poi un giorno, non so, Tony e Beppi si mettono assieme, poi Beppi, Tony e un altro si mettono assieme, fanno un grosso gruppo agricolo, no? o che produce qualcosa, arrivano loro e mettono il loro gancio, come è successo con l'ENI, che hanno agganciato l'ENI. Allora adesso ti mettono il dazi al 20, aumentano un po' la corrente, poi magari abbassano un po' la corrente, aumentano il dazio e continuano a barcamenare così, in modo che la gente cominci ad aggregarsi, poi arrivano loro col gancio. Però quello che c'è da fare è andare al Mercosur, mettersi a commerciare con i paesi dell'America Latina, 770 milioni di persone. Lasciate perdere che non possono spendere, cominciate, perché questi qua vogliono comperarvi. Buona giornata signori. Abbiamo sentito le riflessioni di Claudio da Marano Vicentino sul primo tema che abbiamo trattato con l'avvocato Nesci e Maurizio Antonini, direttore della CIA Veneto. Grazie, perché è giusto sentire anche le riflessioni, ma in ritardo perché non riuscivamo a fare il collegamento. Andiamo a vedere invece questo servizio. Claudio D'Angelo, luoghi controllo di vicinato, poi commentiamo. Sì.
Sì. Manda le immagini che così le... Ecco qua, qui vediamo i loghi, cosa dice? Ecco, iniziamo a vedere anche questi loghi, questo cosa rappresenta? Questo rappresenta l'associazione di cui facciamo parte sia io che Paola Dell'Asta, siamo entrambi nel consiglio direttivo, l'Associazione Nazionale Controllo del Vicinato. Richiamo soprattutto sulla frase sicurezza partecipata. L'Associazione Nazionale Controllo del Vicinato è una rete che si propone di aiutare tutti quei gruppi di cittadini che intendono o che hanno già attivato il controllo del vicinato del proprio territorio. Il controllo del vicinato è un sistema, di cui accennava anche prima il comandante della polizia locale, con la quale il cittadino partecipa alla sicurezza nel proprio territorio. È evidente a tutti che noi non potremmo mai avere un numero di poliziotti, carabinieri e agenti della polizia locale tale da poter coprire tutto il territorio nazionale, da avere un uomo a ogni incrocio, un uomo sotto ogni casa. Avremo sempre quindi necessità di aggiungere i nostri occhi e le nostre orecchie a quelle delle forze dell'ordine. Le informazioni che noi possiamo dare alle forze dell'ordine sono importantissime, perché permettono alle forze dell'ordine di controllare meglio il loro territorio. Il secondo logo che abbiamo visto è il logo che viene utilizzato per segnalare le aree in cui è attivo il controllo di vicinato. E anche il ladro conosce benissimo questi cartelli, per non può dire, perciò anche loro riescono forse a riflettere su come muoversi. Dove il controllo del vicinato funziona, esiste una rete di cittadini che guarda il proprio territorio, che nota le presenze estranee, le segnala alle forze dell'ordine, le segnala ai vicini, segnala ai vicini e alle forze dell'ordine tutti gli episodi strani, pre-furto. Il problema, noi dobbiamo cercare di non arrivare al furto, di prevenirlo, e c'è il modo per prevenire il furto. Il ladro quasi sempre fa una ricognizione, e quella è la fase in cui è più esposto. Ci sono dei comportamenti che possono darci dei dubbi e possono essere segnalati alle forze dell'ordine per attivare i loro controlli. Abbiamo Mirella da Riese, poi andiamo da Paola Dall'Asta. Vai Mirella. Ciao Mirella, buongiorno ai suoi ospiti. Allora dico una cosa, guarda, è 4 anni che manca mio marito. Il giorno dopo che hai fatto 2 giorni in funerale, guarda, siamo venuti a casa, c'era il spioncino della porta rosicchiato, prima roba. E adesso resta là, io non lo cambio per niente, voglio vedere. Insomma, io abito sola, su questo condominio ci sono tutti stranieri, nell'altro condominio anche. Io se devo parlare con qualcuno, qua non posso parlare con nessuno, non conosco nessuno. Ecco, quando vado fuori dalle porte, vado in piazza e la gente mi conosce perché è 43 anni che abito qua. Però anche come in agosto c'erano le ferie, tutte queste persone sono andate sui suoi dove abitavano. Ecco, io ero sola, abbandonata sul condominio e facevo la guardiana dell'appartamento. Vado a letto sempre alle 1:30, ecco, ogni notte, perché più tardi che vado dopo dormo e basta. Grazie Mirella, controllo del vicinato anche lei, poveretta, da sola, controllo tutta la situazione. Paola, cosa vuole dire anche a Mirella soprattutto, e l'importanza di fare squadra, di capire che dobbiamo rimboccarci le maniche e aiutarci grazie anche a queste associazioni che sono nate e che non finiremo mai di ringraziare perché sono molto importanti. Prego Paola. Allora, innanzitutto dove ci sono controlli di vicinato molto spesso si diventa comunità di vicinato e si cerca di fare anche una rete di protezione per le persone più in difficoltà, che possono essere persone sole, bambini, persone che abitano sole malate con qualche patologia, quindi fare rete vuol dire anche questo. Altra cosa, volevo dire che l'Associazione Nazionale Controllo di Vicinato è in realtà una casa che fa rete e raggruppa anche tutte le varie associazioni che hanno sul territorio, hanno sviluppato questo progetto, ma anche istituzioni e anche privati cittadini. È una rete che si occupa anche di uno scambio di idee e di esperienze per rendere più, più bello scambiarsi idee per far migliorare questo progetto molto importante non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale. E come diceva giustamente Claudio,
è importante che si capisca che facendo squadra e facendo prevenzione noi non diamo la possibilità di entrare nelle nostre case. Quindi, ripeto, statistica alla mano, dove ci sono i gruppi contro il vicinato che lavorano bene, effettivamente i reati sono in netto calo, se non addirittura annullati. Abbiamo Quindi, Francesco da Padova, poi continuiamo, vediamo se si è ricollegato il comandante anche. Vai Francesco. Allora Mirella, stai attenta, avevi incominciato bene, come al solito poi cominci a razzolare male, perché tu sei fatta così. No, capisci? Attenzione a parlare, non sento niente. Vai, ti sentiamo bene noi. Ecco, allora, bisogna, capito molto bene, bisogna cambiare le leggi, bisogna cambiarle. Continua a battere. Bisogna cambiare le leggi, punto e basta. Una volta con lo spioncino che ho, perché sono un condominio, lo spioncino che ho visto, con lo spioncino, che nell'appartamento attacca, quello che era in fondo, ed era uno che continuava a tentare di... Sono da fuori col corteo in mano, il corteasso lungo, quello che c'è in casa, come che mi ha visto e si copava su pescare, perché c'era paura, perché mi ero pronto, ho detto, senti qua che do una corteata, guarda, che lo sbudo fuori per fuori, perché bisogna cambiare le leggi, dico che, scusami adesso non voglio offenderlo, quel signor lì che ti attacca lì, bisogna cambiare le leggi, punto e basta, perché in America le ha cambiate. Perché noi altri non siamo buoni di cambiarle? Perché siamo degli ebeti? Perché noi altri dobbiamo essere dei deficienti? Perché? Ecco, questo è quello che voglio sapere. Che l'uomo lì che ti è fatto a capo, lui dice si appella le leggi, e si appella questo, bisogna cambiarle, punto e basta. Perché se no adesso mi sono da informarmi per pistole eccetera, ma se ne becco uno, lui in pieno di parotto, lui in pieno, e dopo lui mi dice te venga era, e mi venga era contento, basta, tutto qua. Ecco, vado in gara contento, hai capito Mirella? Ecco, ti saluto. Grazie Francesco. Allora, io ho capito quello che vuole dire Francesco, nel senso che lui dice Mirella tu parli bene, sei partita bene dicendo ti sei difesa, però dopo non cambia, cioè non sei Francesco che io, neppure il generale, neanche il comandante, la Paola, ma neanche se ci mettiamo assieme tutti i controlli del vicinato d'Italia riusciremo a cambiare le leggi se c'è una politica che non ascolta. Cioè non è che noi abbiamo questa forza, tu hai la forza di fare cosa? Di andare dove? Se sbagli paghi, non c'è niente da fare, anche se pensi di essere dalla parte della ragione, di non aver commesso quello, anzi dico anche questo, che se non hai un fiore di avvocato ma veramente bravo, da innocente passi anche colpevole a volte, perché succede anche questo, perché non hai la possibilità economica di andare avanti per pagare gli avvocati e difenderti, perché costa un sacco di soldi. Perciò io capisco la tua rabbia Francesco, la capisco benissimo, sai, tu vorresti che Mirella avesse la bacchetta magica, ma non ce l'ho Francesco. Io più di farvi parlare, di dire le cose, cercare di far capire che la politica deve agire, non solo parlare adesso e cambiare le cose che non funzionano, cosa possiamo fare? Vi do la voce, vi do la parola, invito gli ospiti, ma se la volontà è quella di guardare da un'altra parte e ascoltare qualcos'altro, mi sa che non andremo da nessuna parte. Generale. Parlando di leggi, sì, sono d'accordo anch'io, ci sono molte leggi che andrebbero cambiate, ma non quella che dice il signore sulla legittima difesa, perché parliamoci chiaro, al di là di tutto un limite alla legittima difesa è giusto, è una norma all'americana per cui diciamo all'interno della mia proprietà privata o carta bianca io personalmente non l'accetterei, non mi piacerebbe. Però ci sono delle leggi che secondo me in Italia in questo momento rendono troppo facile la vita a chi delinque, in genere in particolare ai ladri. Sono quelle sulla condizionale, che permettono di dare più volte la condizionale alla stessa persona per lo stesso reato, per cui uno può essere arrestato e condannato più volte per furto, ma riceverà sempre la condizionale fino ai 3 anni totali, che vuol dire essere condannato almeno 5-6 volte per superare per furto, per arrivare oltre i 3 anni. E questo è sbagliato. La condizionale era nata come una cosa giusta per evitare di mandare in carcere chi sbagliava
per una volta, dargli una possibilità di ravvedersi. Poi si è dato alla seconda volta, poi si è dato fino alla pena totale di 3 anni. Questo è troppo, sicuramente è troppo per me, perché quello che manca in Italia è la certezza della pena, perché noi dissuaderemmo di più i ladri con un cambio delle leggi che li mandino in galera, piuttosto che con la normativa sulla legittima difesa, sicuramente molto più importante dal punto di vista della dissuasione. Ma attenzione, non è un cambio di legge a costo zero. Perché siamo arrivati a questo? Perché per decenni abbiamo risparmiato sulle carceri e sugli agenti della polizia penitenziaria. Perché se io mando in galera una persona per furto, gli devo trovare il posto in galera. E quindi devo avere il carcere e devo avere l'agente della polizia penitenziaria che lo sorveglia. Però vuol dire spendere. Però generale è anche da capire, io capisco benissimo Francesco, perché la rabbia lo capisco anch'io. È logico, è quello che dico prima, poi ognuno ragiona alla propria maniera, reagisce alla propria maniera. Giustamente Francesco, che ha un sangue caliente, dice se capita a me non me ne frega niente di andare in prigione, io questo lo ammazzo, perché ormai siamo arrivati a livelli veramente alti, perché vediamo gente massacrata, veramente massacrata, con delle leggi. Abbiamo visto quei giudici che hanno assolto quel compagno, quel marito che aveva massacrato la moglie, perché tutto sommato la rabbia va capita, ma ci rendiamo conto che giustamente poi Francesco dice se mica ho un corteo così glielo do. Sandra da Padova, poi continuiamo, poi salutiamo gli ospiti. Vai Sandra. Non l'hanno assolto, l'hanno condannato. Buongiorno agli ospiti. Io ben venga il quartiere, il vicinato, e tutto è utile, però anche accendere le luci. Quanti anziani è che hanno le luci accese perché magari vanno a letto tardi, capita anche a me, e dormono poco e vengono massacrati. Dunque io credo che alla base certa gente ha proprio nel DNA la violenza, Mirella, perché io ti dico solo un particolare, cioè un fatto che è successo ancora al bar dove vado io 2 anni fa, 3 anni fa, adesso pressappoco non mi ricordo il periodo. È entrato uno che stava chiudendo alle 8:30 di sera, era da solo il titolare, un uomo che ha 60 anni, è anche un uomo normale, non robusto. È andato uno che aveva un macete in mano e ha cominciato a disfare tutta la parte dove ci sono le brioche, i tramezzini, i vetri, le bottiglie che erano sullo scaffale lì a portata di mano. A un certo punto non ci ha visto più, è andato giù, che ha il magazzino giù, queste scale che saranno 10 gradini, è venuto su con un coltello, ha detto se non scappi io ti do una coltellata. Questo si vede pauroso, era giovane, è andato via. Metti caso, Mirella, che fosse stato il contrario. Allora, io credo, sono d'accordo che la rabbia, poi c'è il tipo, io non riuscirei a alzare un dito, perché io sono contro la violenza in tutti i sensi, poi sono una donna, non ho mica sti muscoli, però io ho chiesto un giorno a mio figlio e a mio marito, ho detto che parlavano proprio in televisione di sti fatti, ho detto se per caso di notte o siamo qua, stiamo dormendo, entrasse uno anche se hai la porta blindata, magari dal terrazzo, ho detto ma voi cosa fate? Mio marito, che è un pezzo di uomo, e anche mio figlio non è un pezzo di uomo, però insomma è giovane, ha detto no, quello lì lo riempiamo talmente o 2 a costo di essere ucciso, ma non esce. Allora è inutile che bisogna cambiare le leggi, ha detto giusto, però io ho sentito anche il comitato della polizia in una trasmissione, Mirella, non mi ricordo se era la tua, non vorrei dire stupidate, che ha detto noi siamo tartassati. Il Taser, ha parlato un esperto. Hai sentito ieri dalla commissaria della polizia locale. Grazie Sandra, molto chiara. Sentiamo come ci salutiamo l'ospite. Vediamo se si è collegato il comandante Gatti. Sì, ci sono. C'è comandante. Allora comandante, come ci saluta? Ormai siamo in chiusura.
cosa vuole dire? Speriamo adesso ci saranno anche le nuove votazioni, speriamo che cambi qualcosa anche a livello regionale, non solo nazionale, perché abbiamo anche le regioni che sono importanti, i sindaci fanno quello che possono, le forze dell'ordine anche, ma qui bisogna cambiare le leggi. Prego, comandante. Sicuramente, come ha detto il generale, sono le leggi da cambiare. Dopo non siamo, come ho detto prima, da cittadino devo rispettarla e come... Non la sento più, comandante. Comandante, la saluto perché la connessione se ne sta andando completamente, grazie veramente di essere venuto a Sveglia Veneti, buon lavoro veramente comandante, e speriamo che qualcuno agisca oltre che parlare a vanvera magari o promettere cose che poi non manterranno. Grazie comandante, sentiamo come ci saluta Paola Dall'Asta. Paola, come ci saluta? Allora, io saluto semplicemente dicendo che in attesa che si cambino le leggi, che giustamente alcune devono essere fatte, io invito tutti invece a partecipare ai gruppi controllo di vicinato, perché qua veramente con tutte le varie segnalazioni che noi possiamo fare diventiamo un aiuto per le forze dell'ordine, ma soprattutto evitiamo che i ladri entrino in casa, togliendo tutte le vulnerabilità che noi abbiamo. A volte sono ovvie, a volte meno, però effettivamente facendo prevenzione possiamo evitare che il ladro o il truffatore entri nelle nostre case. Grazie anche a Paola Dall'Asta, collegata con noi da Brescia, che è cofondatrice Brescia Sicura. Grazie Paola, andiamo a vedere anche controllo del vicinato a Spresiano. Saranno oltre 100 persone che chiaramente, visto il momento in cui ci sono quotidianamente tentativi di furto o furti messi in atto, non solo a Spresiano ma all'interno di tutta la provincia, questo è un argomento molto sentito, per cui davvero grande partecipazione. Presenti forze dell'ordine e referenti per le varie frazioni del comune, nell'ultimo periodo si sono registrati nel territorio colpi in abitazione tentati e riusciti in esercizi pubblici e negozi. L'allarme sociale rispetto a questo fenomeno è palpabile. Nei primi mesi dell'anno sono stati una quindicina i furti segnalati alle forze dell'ordine, tante le domande della gente, sul tavolo soprattutto il ruolo dei cittadini. È chiaro che questo sistema non deve essere un sistema atto a farsi giustizia da solo, ma deve essere un sistema preventivo che, se messo in atto con le giuste metodologie, può portare sicuramente a dei grandi risultati. Questo progetto porta a una coesione sociale, hanno spiegato, e a vigilare e monitorare allo stesso tempo il territorio. Fra l'altro, con l'arrivo dell'estate, come ogni anno, si registra un progressivo incremento dei furti, e questa iniziativa, che ora viene ampliata dal Comune assieme al potenziamento delle telecamere di videosorveglianza della zona, attualmente ce ne sono 60 e si prevede l'installazione di altre 15, ha l'obiettivo di dissuadere i malviventi e tentare di arginare il problema. Questo è un altro sistema di fare comunità, ma soprattutto è il miglior sistema che abbiamo di mutuo soccorso e di prevenzione di attività criminali. Numerosi i cittadini che sono arrivati in comune con i moduli di adesione già in mano, compilati e firmati. È stato il primo incontro, ne seguiranno altri, per coinvolgere il maggior numero possibile di persone. Ho visto l'importanza, diceva il generale, ecco, di avere questi controlli. Ci sono varie associazioni, non ce ne sono solo una. L'importante è capire che il territorio, gruppi, giustamente come dice lei, gruppi che fanno questo. Ecco, come vedete la situazione in futuro, come vi muoverete, a chi vi rivolgerete per far capire che bisogna anche darvi un supporto a quello che fate, perché sennò... Ma in realtà noi come associazione ci poniamo noi l'obbligo di dare supporto a chi vuole creare gruppi di controllo vicinato, sia a livello di istituzioni, cioè comuni che vogliono creare nel proprio territorio, sia a livello di gruppi di cittadini. Il nostro scopo è quello di aiutare chi vuole attivare gruppi di controllo del vicinato. I gruppi di controllo del vicinato sono importanti, come ha detto più volte Paola, perché creano comunicazione tra i cittadini e comunicazione tra i cittadini e le forze dell'ordine. Una rete di sicurezza partecipata in cui tutti fanno quel qualcosina che possono per aiutare la sicurezza, partendo anche dal discorso di eliminare le vulnerabilità a casa propria.
tornando al discorso che è stato detto, dice ma i ladri sono arrivati, non so come hanno fatto, hanno trovato subito dove c'erano gli ori, dove c'erano i soldi. Noi siamo abitudinari, i posti sono sempre quelli, il comò, il mobiletto all'ingresso per le chiavi di casa, il portamonete, ecco, il quadro davanti alla cassaforte. Mediamente i furti durano sì, che 3 siamo minuti. Di creativi è generale, ma non qua. I furti 3, massimo 5 minuti. Vuol dire che il ladro va, entra e sa già dove guardare, ma non perché è entrato in casa, perché i posti sono sempre quelli, quindi tutto e scappa. Dovremmo cercare di essere un po' più fantasiosi anche per esempio in queste piccole cose. E noi continueremo a parlare anche nella terza parte, perché sono molto importanti anche i consigli che sta dando il generale D'Angelo, perciò pubblicità. Via Bachelet, ma anche quartiere Concordia e via Molino a Granella, tese sul Brenta nel mirino dei ladri, ancora una volta bersaglio della criminalità. Ancora il suo paese nel mirino dei ladri. Sì, anch'io ho avuto le notizie che lei appunto adesso riferiva, in via Bachelet a Belvedere, in quartiere Concordia a Tese, in via Molino a Granella. Io ho preso contatti con il comando dei carabinieri di Rosà, i quali mi hanno assicurato la presenza e la sorveglianza. Ma l'amministrazione del sindaco Luigi Pellanda ha avviato anche l'iter per l'istituzione dei controlli di vicinato, ancora poche le adesioni di cittadini pronti a diventare volontari. Il primo quartiere ad organizzare il gruppo è proprio il quartiere Concordia, tra quelli visitati dai topi d'appartamento. Ci sono state delle persone che hanno dato la loro adesione e per questo motivo abbiamo mandato un paio di mesi fa alla prefettura la richiesta di attivazione di questo controllo di vicinato. Anche nelle altre frazioni che non abbiamo ancora avuto adesioni da parte dei cittadini rivolgo un appello perché si facciano avanti, perché come lo stiamo istituendo qui in quartiere Concordia lo vorremmo fare anche nelle altre frazioni del nostro comune. Si attende dunque l'autorizzazione della prefettura per far partire i controlli. Anche gli agenti della polizia locale si sono organizzati con dei servizi aggiuntivi serali di pattugliamento del territorio. Si sente di fare un appello ai suoi cittadini? Ma l'appello è sempre quello, qualsiasi cosa vediate o segnalatelo alle forze dell'ordine, segnalatelo ai carabinieri che si sono resi disponibili sempre e mi hanno dato la garanzia di un maggior controllo sul territorio. Allora adesso andiamo a Verona perché dobbiamo salutare il professor Salvatore Chirumbolo, biochimico clinico, parleremo di medicina naturale col professor Chirumbolo. Professore, grazie di essere qui, veramente grazie, però prima vorrei commentare che poi il nostro generale ci lascerà. Volevo commentare, ecco, questi veramente furti, questo controllo del vicinato, però qualcuno si domanda, ma è sempre il cittadino che deve rimboccarsi le maniche con tutte le tasse che paghiamo, tutto quello che... le forze dell'ordine che sono veramente poche rispetto al numero che dovremmo avere, cioè oltre al cambiamento delle leggi bisogna anche rafforzare queste frontiere aperte dove tutti passano e in un'ora sono già da un'altra parte, si controlla la Sicilia ma magari non si controlla da un'altra parte del nord, forse hanno paura di controllare quella parte perché non arriva con le infradito, arrivano coi Kalashnikov, quelli che arrivano da là e allora forse hanno paura di controllare quello, però bisogna, le dimostrazioni, le grandi rapine sono fatte là. Prego generale. Le frontiere aperte sicuramente, se da un lato favoriscono l'economia, cosa importantissima, e anche i viaggi, purtroppo favoriscono anche lo spostamento di malintenzionati. Per questo esiste però la cooperazione tra le diverse forze di polizia delle diverse nazioni che è già attiva, ma questo è un tema che è molto vicino a quello del cambiare le leggi, non è che dipende da noi sul territorio. Anche là. Però invece può dipendere da noi sul territorio il controllo del vicinato. E dice ma dobbiamo attivarci noi. Sì, ma attenzione, guardate, il controllo del vicinato non è nulla di particolare, è solo l'attenzione a quello che succede nel proprio territorio, quello che nei paesi 50-60 anni fa era normalissimo, perché se lei 60 anni fa, se io 50 anni fa, 55 anni fa, 60 anni fa, quando ero un bambino, un ragazzino, giravo nel paese, tutti sapevano chi ero, dove andavo, chi era la mia famiglia, se ero in compagnia di un altro, con chi ero in compagnia.
mio padre probabilmente sapeva con chi ero uscito, con chi ero andato in giro a giocare prima ancora che io tornassi a casa, e questo 50-60 anni fa era normale. Dobbiamo tornare a creare una rete che consenta nei paesi, non per fini di pettegolezzo, ma per fini di informazione alle forze di polizia, in grado di conoscere quello che succede sul territorio, segnalare, ma non è che bisogna far ronde, non è che bisogna far pattuglie, vedo quello che succede vicino a casa mia, perché io dove abito conosco i vicini, se vedo una persona che non è quella che abita lì, che si muove, se vedo una macchina parcheggiata o che passa fermandosi davanti ai cancelli, ecco, quelle sono le segnalazioni che vanno fatte, ma non è che devo andare io a cercare chissà cosa, devo solo imparare a vedere nel mio territorio quelle cose, tra virgolette, fuori dall'ordinario e avere un sistema rapido per la comunicazione alle forze di polizia. Allora, prima di parlare di medicina naturale, professore Chirumbolo, visto che lei vive a Verona, Verona com'è? Città sicura? Si sente sicuro? Cosa aggiunge a quello che ha detto, che poi lasciamo il generale D'Angelo? Prego, professore. Intanto buongiorno, grazie Mirella, e saluto tutte le telespettatrici e telespettatori di questo meraviglioso programma. Beh, Verona penso che abbia gli stessi identici problemi di molte altre città, possiamo dire metropolitane, anche se Verona non è grande come Milano o Roma, ma è una città metropolitana da questo punto di vista. Io stesso sono testimone di diverse aggressioni, per cui ho chiamato la polizia più volte e probabilmente mi conoscono anche per quello. E l'ultima in ordine di tempo, la racconterò in breve, di 4 ragazzini minorenni che erano dotati di una sbarra di 1,5 metri metallica, di metallo, ed una bottiglia di birra da 1 litro vuota, e stavano andando, perché li ho visti passare sulla perpendicolare davanti a me mentre io stavo andando semplicemente a un supermercato a fare la spesa, e stavano passando davanti a me e li ho sentiti proprio perfettamente dire che dovevano fare, diciamo così, un'imboscata a qualcuno. A quel punto io li ho seguiti, da lontano ovviamente, perché è una questione anche di incolumità, si sono diretti verso il retro del liceo scientifico, lì ho chiamato la polizia, sono arrivate 3 volanti, uno o 2 dei carabinieri, uno della polizia, poi sono andati lì, non so cosa abbiano fatto, ma stiamo parlando di minorenni. Questa è una famosa baby gang che è accaduta a Verona. E che preoccupa molto purtroppo, sono pochi. Quindi la anche sicurezza a Verona è quella di tutte le sì. altre città, insomma è tenuta bene perché la polizia è arrivata subito velocemente, però i problemi ci sono anche da noi. Sì, professore, il problema è, io lo dico quasi tutte le mattine, che questi pochi tengono in mano amministratori, cittadini, forze dell'ordine, perché nessuno ha intenzione di fermarli, invece qualcuno dovrà pur fermare, perché quelli bravi sono molto di più. Il problema è che pochi tengono in mano perché appunto non vengono applicate le leggi o non vengono, questi ragazzi devono capire che non si può sbagliare in quella maniera, che il rispetto della persona va sopra ogni altra cosa. Riguarda le famiglie, certo, ma se questi ragazzi non hanno la famiglia qualcuno dovrà pure intervenire, perché i genitori, ma se questi hanno genitori tra le virgolette, che se si possono chiamare genitori, perché bisogna anche vedere chi sono queste famiglie, è facile dire la famiglia, ma se non c'è cosa facciamo? Allora sentiamo, vediamo i loghi, poi andiamo dal professor Chirumbolo, i loghi che ha portato il generale D'Angelo per far capire come ci saluta. Allora riconvediamo questi loghi che sono molto importanti. Quando li vedete vuol dire che c'è un controllo. Prego, generale. L'esempio che è stato appena portato è importantissimo, è il caso tipico di aiuto di un cittadino alle forze di polizia. È il nostro interesse che le forze di polizia controllino al meglio il territorio, e lo possono fare meglio se, come in questo caso, ci sono delle segnalazioni tempestive su situazioni di pericolo o comunque di situazioni fuori dalla logica, fuori dalla normalità. È il nostro interesse aiutare le forze di polizia, non possiamo metterci a fare discorsi, ma noi e poi dobbiamo... Sì, alla fine la telefonata, si tratta di una telefonata che può aiutare le forze di polizia a operare al meglio, nel nostro interesse. Questo è il simbolo vostro, poi ci sono anche altri simboli, guardateli bene perché sono importanti, sono identificativi, l'importante è che ci siano questi gruppi di controllo. Perciò io ringrazio tantissimo il generale Claudio D'Angelo, consigliere Associazione Nazionale Controllo del Vicinato, di essere stato con noi. Buon lavoro veramente generale, ci sentiremo presto. Detto questo andiamo dal professor Chirumbolo. Professore, allora medicina naturale, spieghiamo cosa vuol dire medicina naturale.
Allora, intanto ringrazio il generale perché ha fatto un ottimo intervento nei pochi minuti che l'ho sentito, perché è un'iniziativa veramente encomiabile. Medicina naturale, insomma, secondo me bisogna distinguere due aspetti di questo aggettivo naturale. Uno è l'aspetto più comune, cioè che ha a che fare con materiale che ha diciamo così, un'idea anche archetipica, filosofica, diciamo così, immaginifica di salute, perché viene preso dalla natura intonsa, non è un composto chimico adulterato creato in laboratorio, quindi questa idea di natura come un Eden intonso consente di poter dire naturale una certa medicina. Nello stesso tempo il concetto di naturale significa anche una medicina che non ha effetti collaterali o ha effetti collaterali molto blandi, per cui praticamente non ne ha. Qual è però la questione? Adesso va molto di moda la medicina naturale, però il problema della medicina naturale qual è? Intanto c'è un vastissimo mercato della medicina naturale che non fa sempre i conti con la medicina, diciamo così, classica, convenzionale. E quindi non è mica detto che alcune sostanze naturali, parliamo di aminoacidi, vitamine, antiossidanti, non possano fare male se vengono immessi nel corpo in un paziente in una maniera, in un modo non adeguato, secondo protocolli che invece ancora non sono stati scritti. Quindi quando diventa una moda la medicina naturale può essere addirittura pericolosa. Uno non lo dice mai perché, pensando al termine naturale, immagina che sia una medicina non con effetti collaterali, con effetti avversi, invece gli effetti avversi ci possono essere. Faccio un esempio molto semplice, anche questa volta voglio fare un esempio personale. Io ho una figlia che anni fa aveva preso la carnitina, ma ovviamente il mio è un esempio molto piccolo, non è mica detto che sia oggettiva la questione. La carnitina si è trovata svenuta per 2 volte nel posto del lavoro, lei lavora per guadagnare qualcosina come fanno molti giovani per bene. E allora allarmata ha avvisato la mamma, mia moglie, mia ex moglie in realtà, e me stesso, e io indagando con lei ho capito che questi svenimenti venivano fuori perché aveva preso la carnitina insieme ad altri prodotti naturali e in quel caso la carnitina aveva superato, diciamo così, il limite di supporto di resistenza fisiologica della stessa sostanza naturale, dello stesso nutraceutico. Quindi le sostanze naturali bisognerebbe sempre prendere, non dico sotto controllo medico, però con un grano salis, cioè con una certa saggezza, perché non è mica detto che le sostanze naturali prese a dosi non opportune, prese in condizioni che non sono quelle per cui l'organismo può supportare le sostanze naturali, siano del tutto innocue. Questo è quello che penso io dalla ricerca scientifica che facevo all'università. Professor Chirumbolo, vanno molto di moda gli integratori. Lei cosa mi dice? Ecco, è proprio quello il problema. Gli integratori, allora, facciamo alcuni esempi semplici. Sono considerati integratori tutti quegli elementi chimici, biochimici che integrano una insufficienza nel nostro organismo. Quindi dovrebbero essere presi, e questa volta sotto controllo medico, se c'è un'insufficienza nel nostro organismo. Tutti noi, soprattutto in Occidente, siamo tutti, quasi tutti, insomma, carenti di vitamina D. Quindi la vitamina D dovrebbe essere un nutraceutico, un integratore in grado di sopperire alla carenza di vitamina D. La carenza di vitamina D è legata a molti aspetti complicati, che adesso non abbiamo il tempo di descrivere, però è un'idea del fatto che appunto in questo caso l'integrazione è per sopperire alla carenza di questo tipo di ormone, perché poi alla fine è un ormone, ha funzioni ormonali. Allora cosa succede? Che per moda molte persone che si sentono stanche, demoralizzate, devitalizzate, che hanno pochi desideri eccetera, quindi hanno tutto un impianto di natura più psicologica che diciamo così biologico, medico-biologica, vanno da, possiamo considerare naturopati, medici, quello che vogliamo, a integrare il loro organismo con sostanze che nella moda ufficiale, nel mercato di quello che sono anche i social, sono considerati integratori, ma non lo sono. Perché se prendiamo in considerazione il glutatione, che viene molto utilizzato, o anche il nicotinamide nucleotide, NAD, questi sono considerati integratori. Spesso vengono presi addirittura endovena, quindi per infusione endovena,
E in realtà queste sostanze, soprattutto se vengono utilizzate endovena, possono provocare dei gravi scompensi all'organismo. Il glutatione, per esempio, è un antiossidante, quindi è considerato una sostanza naturale perché si trova nel nostro organismo. Ma se noi, per esempio, immettiamo glutatione nel sangue, adesso la butto lì, e cominciamo già a non rispettare certe regole che il nostro organismo ha. Una delle regole principali è il fatto che tutte queste sostanze passano dalla barriera dell'intestino, che è molto particolare, molto complicata, perché ha un legame fortissimo col cervello. Si tratta appunto del gut microbiome brain axis, dell'asse intestino-cervello. In quest'asse intestino-cervello queste sostanze che sono assunte con la dieta hanno funzione di segnalatori chimici, segnalatori biochimici, e sono importanti per regolare tutto il nostro organismo, i nostri ritmi circadiani, il nostro modo di comportarsi, il nostro umore, il nostro metabolismo. Se noi li assumiamo direttamente, ad esempio in questo caso specifico, per vena, attraverso il sangue, perché hanno una maggiore biodisponibilità, interrompiamo questo dialogo tra l'intestino e il cervello, e quindi possiamo creare sicuramente degli scompensi, possiamo creare degli scompensi nel rapporto tra intestino e cervello, cioè nell'equilibrio, nell'omeostasi del nostro organismo. Quindi bisogna stare molto attenti. Professor Chirumbolo, ma non è che purtroppo, lo dico io, molte persone, non tutte, prendono questi integratori con il fai da te, l'amico, l'amica, vado su internet. Sì. Cioè io ho capito che sono farmaci che sicuramente si possono prendere tranquillamente senza nessun problema o anche ricetta, però mi sembra che questo fai da te, come sta spiegando bene lei, non va assolutamente bene, perché ci sono sempre delle sostanze che tu metti nel tuo organismo, specialmente se qualcuno li adopera anche in vena. Dov'è questa informazione che io sento molto poco? Prendo gli integratori come se bevessero un bicchiere d'acqua tranquillo senza nessun problema con delle sostanze all'interno. Prego. Beh, questa è un'ottima domanda quella che sta facendo, perché riguarda l'informazione scientifica di queste sostanze e l'informazione medica. Purtroppo invece siamo in mano ad un mercato vero e proprio dove si guadagna anche tanto, perché quelli che producono integratori e non hanno una visione scientifica solida guadagnano tanto perché vendono prodotti che hanno appunto l'alibi di non provocare danni, di essere innocui. In realtà io ho fatto qualche esempio sul fatto che tutto il nostro organismo è regolato, ma è regolato in maniera molto fine, molto precisa. Quindi quando noi abbiamo gli antiossidanti, il glutatione è uno di questi, o abbiamo sostanze come il NAD, che sono molto complessi perché hanno a che fare con molte funzioni dell'organismo, il fegato è uno di questi organi che più controlla questo tipo di funzioni, è chiaro che noi andiamo a toccare qualche tasto del nostro organismo che non è mica detto che non porta delle conseguenze che, se non sono subito patologiche, possono essere anche fastidiose, possono provocare anche dei malesseri, possono provocare delle perturbazioni alla regolazione del nostro organismo. Ora, con questo non voglio dire che uno prima di prendere un integratore debba fasciarsi la testa, eccetera, però deve avere un minimo di coscienza razionale, un minimo di preparazione per capire cosa sta assumendo. Cioè, io personalmente non mi fiderei dell'amico che dice con me ha funzionato, perché è una, come si può dire, una spiegazione anche molto banale, anche perché ogni organismo reagisce in modo diverso. Io farei una cosa così, il consiglio che do ai telespettatori e alle telespettatrici è questo: andiamo a informarci su internet cosa facciano queste sostanze, che tipo di relazione hanno con il corpo, un minimo di intelligenza per leggere internet ce l'abbiamo, possiamo anche utilizzare l'intelligenza artificiale, ormai va di moda anche quella, e così possiamo avere un'idea più rotonda, più completa di quali sostanze noi assumiamo nel corpo. Devono essere sempre vitamine, perché le sostanze che derivano dalle piante sono più pericolose, perché ricordiamo che le piante producono tante sostanze che possono essere benefiche, ma che per le piante sono sostanze per proteggere le piante dai parassiti, quindi sono dei veleni, sono delle sostanze tossiche, e che molte di queste sostanze con l'evoluzione sono diventate benefiche per noi, ma gli alcaloidi sono tossici e le sostanze in generale prodotte dalle piante
sono prodotte per difendere le piante dai parassiti. Quindi non è il caso di andare dal medico di famiglia, professor Chirumbolo, e vedere in base anche alla tua situazione, che lui conosce molto bene, perché sei il tuo medico di famiglia, conosce anche questi integratori, di capire se lo devi prendere, se lo puoi prendere, se è necessario, perché sa, con andare in internet poi ognuno legge a modo suo, capisce a modo suo. A mio avviso sarebbe meglio di tutto interpellare il tuo medico di fiducia e dire: magari io avrei intenzione di prendere questo, me l'hanno consigliato, oppure mi sento così, è il caso, perché sennò questo fai da te non ne andiamo fuori. Andiamo a vedere anche qui la foto di questo libro, Origine della mente, sempre del professor Salvatore Chirumbolo. Eccolo qua la foto. Perché questo libro? Prego, professore. Beh, questo è un libro che ha iniziato ha iniziato una storia che stiamo proseguendo nell'Università di Verona con alcuni colleghi, ed è la storia di capire che cosa sia la vita nel suo fondamento, nei suoi fondamenti. Qui abbiamo scoperto dei fenomeni molto importanti che adesso abbiamo pubblicato anche su diverse riviste scientifiche. L'ultima in ordine di tempo è la rivista Biosystem, in cui abbiamo spiegato l'origine del self. Allora, noi sappiamo che il self è un concetto psicologico, diciamo, no? Sociologico, psicologico. In realtà è un concetto biologico. Noi abbiamo, diciamo così, scoperto meglio come si organizza un self, da che cosa parte, e ci sono due aspetti che nella scienza ufficiale non vengono molto presi in considerazione, invece sono aspetti importanti. Uno di questi è l'informazione e l'altro è l'acqua. Beh, sull'acqua sappiamo che senza acqua la vita non c'è. Noi abbiamo cominciato a spiegare il perché con l'acqua c'è la vita. Farò questo esempio, un esempio un po' biologico, ma i telespettatori saranno contenti magari di avere qualche dato in più. Se noi prendiamo una proteina, ormai il nostro corpo è fatto soprattutto di proteine, e la proteina un po' si può rappresentare come una catenella di perline, no? Ecco, che poi si raggomitola con una forma tutta sua particolare che si chiama struttura terziaria. Bene, i dati che vengono fuori dal cosiddetto paradosso di Levinthal ci dicono che se la proteina dovesse organizzarsi a caso, cioè secondo la teoria delle probabilità, nel vuoto, quindi in una struttura che può essere l'aria o il vuoto, impiegherebbe 10 alla 27 anni, cioè miliardi e miliardi di anni, cioè almeno 1 miliardo di volte superiore all'età dell'universo. Quindi in pratica la vita non esisterebbe. Allora, se noi invece mettiamo la proteina in acqua, il polipeptide in acqua, in acqua, nell'acqua pura o con i sali, in acqua impiegherebbe, ho i dati qua, 2741 anni, anche quello è un tempo lunghissimo. Se invece lo mettiamo in una miscela di olio ed acqua, che è quella che di solito si trova in biologia, impiega 2,74 anni, ma con un fenomeno che abbiamo scoperto a Verona, all'Università di Verona, che si chiama dissipazione informazionale. Abbiamo scritto, oltre al libro che abbiamo visto prima in copertina, anche diversi articoli scientifici, impiega frazioni milionesimo di secondo, ed è quella la vita. Per cui abbiamo scoperto che la dissipazione informazionale, questo strano fenomeno che un giorno spiegherò meglio, magari se mi inviterete, è questo fenomeno che spiega perché la vita nasce e si differenzia dalla materia inorganica, dai sassi. Abbiamo Paola da Padova, vai Paola! Sì, ciao Mirella, buongiorno al tuo ospite e tutti quelli che sono in ascolto. Allora, grazie infinite professore di tutte queste informazioni. Sono d'accordissimo. Pronto? Sì, ti sentiamo Paola. Sì. Ah, scusa, non sentivo più niente. Allora, sono molto d'accordo con la Mirella che personalmente io non ho internet e non mi affiderei per niente su internet. Però è chiaro che il medico è l'unico punto di riferimento, però professore, io non so se lei ne conosce di medici di famiglia, eccetera, che conoscano la fitoterapia, l'omeopatia, l'omotossicologia, non ci sono, quindi bisogna fare dei passaggi in più. Ogni medico, cioè chi fa fitoterapia, chi omeopatia, eccetera, eccetera. Quindi la cosa è molto più complicata, però io sono anche d'accordo che il medico di base, almeno sui farmaci chimici, che ponga attenzione, che studi la persona, perché purtroppo vengono dati anche dei farmaci
che sicuramente hanno buoni esiti, ma anche, come lei giustamente insegna, effetti collaterali che vengono un po' dati un po' a tante persone, sempre lo stesso farmaco, il che mi lascia molto perplessa. Grazie infinite e buona giornata. Buona giornata anche a te, Paola. Allora, siccome dobbiamo correre, guardiamo anche l'altro libro, la foto che ci ha mandato il professor Chirumbolo, poi rispondiamo anche a Paola. Prego, professore. Allora, questo è il proseguo del primo libro che ha fatto vedere, praticamente Che cos'è l'umano. Qui abbiamo proseguito la storia di che cosa sia la vita, siamo andati molto più avanti, siamo arrivati all'uomo. Di solito si fa questo percorso qua, e qui nell'uomo, in questo testo qua, diciamo così, descriviamo un'ipotesi speculativa che però ha dei fondamenti su dei dati scientifici di come sia nata la coscienza negli ominidi primitivi, quindi nella specie umana. E secondo questa ipotesi, che ho appunto portato avanti io stesso, la coscienza potrebbe essere nata dall'introduzione in Homo sapiens, quindi stiamo parlando di 45.000 anni fa più o meno, di alcuni geni che oggi sono correlati con l'autismo. Professore, mi scusi se faccio questa parentesi, mi sa che qualche grande della Terra è nato senza coscienza ultimamente dopo quello che vediamo, prego. È probabile, certo, è chiaro, ma la coscienza è un dato ontologico, ce l'abbiamo tutti, la consapevolezza no. Ecco, questo un po' per fare una piccola distinzione. La coscienza nasce probabilmente dalla introduzione di alcuni geni autistici in Homo sapiens. All'epoca c'erano 3 specie di ominidi, l'uomo di Denisova e l'uomo di Neanderthal, molto più noto, soprattutto perché a Verona è stata fatta una grande scoperta, come sappiamo, dalle parti appunto delle montagne vicino ai Lasi, eccetera, no? Quindi sappiamo bene quella scoperta lì. Ecco, dunque, veloce, professore, perché devo chiudere, deve rispondere anche a Paola, 1 minuto, prego. Allora, rispondo alla telespettatrice. Dunque, per quanto riguarda la medicina naturale, io parlavo di internet perché uno può fare una ricerca per curiosità sua. È ovvio che poi il medico ha l'ultima parola su questo aspetto qua, è ovvio, io non voglio dire che uno deve fare da sé. Era solo per rispondere al fatto di non fidarsi ciecamente di quello che possono dire i conoscenti o i parenti. Però la preparazione del medico, più che essere quella di omotossicologia, omeopatia, eccetera, deve essere la preparazione sulla biochimica, la preparazione sulla fisiologia. Purtroppo molti medici dimenticano anche queste nozioni perché praticamente si dedicano al praticantato della loro specializzazione. Mi dispiace essere così, diciamo così, feroce, e quindi si dimenticano quelli che sono i connotati elementari che un medico ha fatto nei primi anni di studio dell'università. E secondo me sono quelle cose che bisogna riprendere in mano per poter rispondere in modo adeguato ad una paziente, un paziente o una persona che vuole prendere degli integratori o dei nutraceutici. Questo è il mio parere. E penso che più chiaro così non si possa dire. Grazie veramente, professor Chirumbolo, di essere stato con noi. Complimenti per questi libri e soprattutto anche per dare un'informazione corretta anche sulla medicina naturale, che delle volte anche il naturale può far male se non è controllato da chi di dovere, che sono i nostri medici, non c'è niente da fare. Questa è la grande realtà che purtroppo... Ecco, proprio un saluto veloce, come ci saluta professor Chirumbolo? Beh, intanto grazie di invitarmi a questa bellissima trasmissione, così posso esporre anche le ricerche che facciamo all'Università di Verona. Io, per quanto riguarda la medicina naturale, dico guardare le cose non con superficialità, con una certa attenzione, la minima, per poter capire se le cose fanno bene o fanno male, punto. Poi uno può rivolgersi al medico, leggere la letteratura, fare quello che vuole, ma non considerare necessariamente per logica questo tipo di medicina del tutto innocente, perché non è del tutto innocente. Questo è il concetto. Veramente grazie. Grazie Professor a voi. Salvatore Chirumbolo, biochimico clinico, collegato con noi da Verona. Grazie. Adesso andiamo a vedere dove è andato l'assegno di Mirella. Permesso. Buongiorno. Salutiamo Giovanna. Ciao cara. Ciao Francesco. Allora, oggi grande famiglia, siamo a Salcedo
e precisamente siamo venuti a trovare Francesco e Giovanna. Non riesce a fare anche un Natale decente. C'è una bambina che salutiamo, che è a scuola, perché ho voluto che stamattina andasse a scuola, lei voleva aspettarmi perché gli avevo promesso i regali. Allora questo caso è seguito in prima persona dal sindaco di Sarcedo, Luca Cortese, che salutiamo, e salutiamo anche l'assessore sociale Tammaro, perché loro stanno seguendo questo caso, perché è un caso un po' particolare. Allora spieghiamo, Francesco, tu non hai mai parlato male di nessuno, hai solo detto che non ce la fai. Io non ce la faccio, a fine mese basta. Io non prendo più la disoccupazione, vivo solo con la pensione sua di lei e basta. Perché spieghiamo, Giovanna diciamo che soffre di una fortissima depressione e quei farmaci che prende diciamo che ha bisogno di essere seguita momento per momento, perché appunto c'è anche questa bambina e perciò lui deve seguire la moglie e non può lasciarla da sola, e soprattutto perché c'è anche la bambina. Ho una bambina piccola, ho la compagna che è invalida e non ce la faccio a fine mese arrivare, devo pagare le bollette, l'affitto e questo è il problema. Ascolta, tu hai detto mi sono sempre arrangiato, ho sempre cercato di dar meno fastidio possibile, però adesso in questa situazione ho bisogno veramente di un sostegno, è vero? Sì, è vero, ho bisogno di qualcosa, di tirarmi su e basta. È una bambina tranquilla, serena, ha 6 anni, è brava a scuola, si comporta bene, è educata. Giovanna, Francesco, come facciamo? Lui è contento perché allora questo è l'assegno della grande famiglia di Rete Veneta. Tu sai che questo assegno è monitorato dal sindaco e dall'assessore, perciò tu dovrai portare tutte le pezze giustificative dall'assessore o dal sindaco che ti aspettano, che purtroppo stamattina erano impegnati, ma è come fossero qua. Io dovevo fare un'altra data, però non ce la facevo, perciò tu dovrai portare tutte le pezze giustificative, perché quello ci darà proprio la sicurezza che i soldi sono stati spesi bene, e questo ci tengo a dirlo perché come vedete non sono soldi buttati là o che diamo così, questi soldi sono monitorati dal sindaco e dall'assessore Tammaro, che ringrazio perché sono stati disponibilissimi. Giovanna, cosa vuoi dire? Dai, di qualcosa, Giovanna. Buon Natale. Buon Natale. Alla grande famiglia di Rete Veneta. La grande famiglia veneta. Cara, e cosa vorresti per Natale, Giovanna? Un panettone sotto l'albero. Questi sono 2 genitori bambini. Stanno crescendo assieme. Lei è un po' più bambina forse, ma non ha nessuna colpa. Lui è un po' un bambino che deve crescere e speriamo che, seguito un po' dei servizi sociali, perché bisogna seguirle queste famiglie, cresca un pochino. Chissà che il 2018 riesci a fare gli esami e passare magari al liceo, perché sei fermo ancora alle medie. Speriamo bene, perciò io saluto Giovanna, ciao. Buon Natale Giovanna, grazie. Soprattutto dalla grande famiglia di Rete Veneta. Ciao Francesco. Ciao Mirella, grazie. Un augurio, mi raccomando, e cresci, studia, hai capito? Devi fare i compiti a casa bene. Va bene. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, anche questa volta ce l'abbiamo fatta. Buon Natale, ciao. Buon Natale.